Spettatori di Gold 78, ben ritrovati con la nuova stagione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ritorniamo in campo proprio ad inizio della seconda parte in tutti i campionati dilettantistici che noi trattiamo, ovvero dalla Serie D sino al campionato di prima categoria. Nuova sede, come potete ben vedere, siamo adesso sul canale 78 appunto di Gold 78, siamo in diretta ogni domenica tra le 19 e le 21 raccontando il calcio dilettantistico con ospiti, con i commenti, con i risultati soprattutto, partite che si sono concluse un paio di ore fa. Una nuova redazione che vado subito a presentare perché avremo anche poi nel corso di questa stagione qualche notevole differenziazione rispetto alla scorsa. Intanto avremo una penaltina un po' più impegnativa, io oserei chiamarla non proprio penaltina ma la giornalista Giuliana Corica, che salutiamo. Ciao Giuliana. Ciao Ettore. Ben trovata. Ben trovato a te. Ben Finalmente trovata. è iniziata questa nuova stagione. È vero, siamo pronti per questa nuova stagione e devo dire che ci apprestiamo a vivere un po' tutti sicuramente le atmosfere che il calcio dilettantistico regala. Per te è un po' il debutto, no? Perché tu insomma col calcio non è che hai avuto mai a che fare direttamente. No, non ne ho avuto a che fare direttamente, è un mondo nel quale tu hai deciso di introdurmi, ma non dimentichiamo che comunque con Penalty Play abbiamo un po' dato il debutto al ritorno di Penalty. Ecco, ricordiamo anche appunto questa cosa importante perché Penalty ha anche una sua immagine radiofonica, un suono radiofonico, perché andiamo in onda da lunedì al venerdì anche. Sì, proprio dal mese di dicembre dello scorso anno, del 2016, dal lunedì al venerdì, sempre in fascia preserale dalle 19 alle 21, in diretta dal centro commerciale I Portali di San Giovanni La Punta in provincia di Catania, c'è proprio Penalty Play, per parlare sempre del calcio dilettantistico e non solo però. Perfetto, accanto a te, e qui a questo punto il nuovo ruolo è questo, accanto a te abbiamo il commentatore tecnico che varia di settimana in settimana. In questo caso al debutto di Penalty per questa stagione abbiamo il nostro Santo Palma. Buonasera Santo. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i nostri È un debutto un po' ufficiale per questo ruolo, eh? Sì, assolutamente sì, in genere mi trovo Che abbiamo dall'altra messo parte, dietro una scrivania. Sì, sì, infatti mi sento un po' sotto esame da queste parti. Ho capito. Bene, e a questo punto dall'altra parte dello studio, con la telecamera che mi segue, abbiamo i primi due ospiti che sono venuti a trovarci oggi, ovvero Salvo Castorina, direttore sportivo del Real Avola. Ciao Salvo, ben trovato anche per te, è un ritorno soprattutto quando iniziamo la stagione televisiva. Tutto bene a tutti. Bene, sono contento. E poi abbiamo mister Renato Marletta, anche lui insomma ritorna ogni qualvolta debuttiamo in televisione per la nuova stagione. Ciao Renato, ben trovato. Grazie per l'invito e in bocca al lupo a tutti. Bene, pregherei poi magari un attimo cortesemente la regia di poter eventualmente abbassare il volume dei nostri monitor perché se no rischiamo di andare in tilt qui in questo senso. Volevo subito parlare con Salvo e poi subito parleremo del commento tecnico della Serie D. Salvo, il Real Avola è partito come quest'anno? Un po' altalenante nei risultati ultimamente. È partito in pompa magna, anche se comunque è una squadra neopromossa, e poi di fatto per forza di cose ci siamo ridimensionati, ma non per un discorso economico, ma semplicemente perché comunque per fare un campionato di vertice ha bisogno di tante componenti, certo. E noi quest'anno ancora non siamo pronti per farlo, quindi speriamo in una salvezza tranquilla e poi se ci saranno le condizioni l'anno prossimo si parlerà di altro. Perfetto, adesso Renato Marletta, un bel primo piano a Renato perché dobbiamo raccontare un po' tutto il suo percorso che è stato molto particolare quest'anno. Intanto il fatto che ha deciso, giustamente per raggiunti limiti di età, di abdicare per un nuovo presidente all'Ajax. Ciao Renato, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Allora Renato, che effetto fa adesso non essere più il presidente? Rimani sempre nell'ambiente del calcio, ci mancherebbe. Vabbè, è una cosa che non si può prescindere naturalmente perché da 50 anni va dietro una palla rotonda con diversi ruoli. No, devo dire insomma che dopo i 25 anni mi sembrava opportuno passare la mano a José, che naturalmente era il mio vicepresidente, abbiamo anche un direttivo nuovo.
anche se diciamo, la vita dell'AIC continua. Tra l'altro sono stato anche onorato la settimana scorsa di essere il presidente dell'assemblea dei dilettanti, dove abbiamo eletto Roberto Bellomo come consigliere e Olivieri. Continua proprio perché domani l'AIC inizia un nuovo corso allenatore web. Guarda, di questo parleremo ampiamente durante il corso del programma. Comunque, cui, al momento sono sul mercato, non per fare l'allenatore, perché insomma non mi sembra il caso. No, perché non ne sei capace. No, scherzi a parte, il calcio diciamo, fa parte della mia quotidianità, perché dalla Serie A ai dilettanti insomma è una cosa che affascina e appassiona. E poi io, essendo un uomo che appartiene alla città, in ogni angolo non si parla sempre che di calcio. È vero, è vero. Catania, San Gregorio e compagnia bella. No? Va bene, allora dopo aver chiacchierato giustamente con due ospiti che ogni anno al primo debutto in TV vengono sempre a trovarci, è il momento di parlare di Serie D e lo facciamo naturalmente con i risultati di questa seconda giornata di ritorno. Oggi domenica 15 gennaio e abbiamo subito Giuliana con la schermata per i risultati. A te Giuliana. Sì, Ettore. Allora, Castrovillari Aversa Normanna 1-1. Sersale Città di Gela rinviata. Sarnese Gladiator 1-1. Cavese Igea Virtus 1-0. A Roccella Ionica Palmese 2 Roccella 1. A Fratta Maggiore Rende 3 Frattese 2. Città di Gragnano San Cataldese 2-0. A Pomigliano Sicula Leonzio 3 Pomigliano 1. Due Torri Turris 0-3 a Tavolino. La classifica di questa seconda giornata è assolutamente particolare perché la Cavese, giustamente vincendo lo scontro diretto contro la Igea Virtus, rosicchia punti importanti alla squadra siciliana. Guardiamo la classifica insieme. Igea Virtus 41, Cavese 38, Rende e Sicula Leonzio 37, Città di Gela 31, Turris 30, Pomigliano 29, Gladiator 28, Palmese e Frattese 26, San Cataldese 23, Aversa Normanna e Città di Gragnano 22, Sarnese 18, Roccella 17, Castrovillari 13, Sersale 5, Due Torri 4. Allora sottolineiamo anche una cosa importante, che c'è una partita in meno per parecchie squadre. Come tutti ben sanno, la scorsa settimana molte partite non si sono disputate anche per il cattivo tempo. Sottolineiamo appunto la Cavese, la Palmese, la San Cataldese, Castrovillari, Sersale, Due Torri appunto con partite in meno. Prossimo turno adesso, la schermata che prevede la terza giornata di ritorno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 22 gennaio. Questi gli incontri: Sicula Leonzio Castrovillari, Aversa Normanna Cavese, Pomigliano Città di Gragnano, Città di Gela Due Torri, Turris Frattese, Igea Virtus Gladiator, Rende Sarnese, San Cataldese Roccella e Palmese Sersale. Anche questa sarà sicuramente una giornata intensissima. Allora, Santo Palma, commento tecnico affidato a un DS, siamo curiosi di sapere che cosa secondo te è venuto fuori da questa giornata. Beh, credo che oggi sia stata una giornata molto importante, soprattutto per le squadre di testa. Un grande applauso alla Leonzio che riuscendo a vincere a Pomigliano ha comunque staccato il Pomigliano stesso, attestandosi al quarto posto in classifica in compagnia del Rende e a 4 punti dalla prima. Altra vittoria importantissima è quella della Cavese nello scontro diretto con l'Igea Virtus. Diciamo che queste saranno le 4 squadre che da qui alla fine si giocheranno il passaggio in Lega Pro, anche se mi auguro che si possa inserire il Gela, perché il Gela è una grande società con un grande direttore e con un grande allenatore. Diciamo che questa è stata veramente una giornata molto importante oggi. Ha paura secondo te l'Igea Virtus dopo questa sconfitta? Ma io non credo che, conoscendo l'Igea, la conosco benissimo, conosco la loro mentalità, non credo che il termine paura è quello che più gli si addice. Sicuramente oggi avranno avuto un po' più di pressione, ma loro non dovevano fare questo campionato, si ritrovano là sopra, in fondo hanno superato uno scoglio importante come quello di oggi, che era lo scontro diretto, certo, rimanendo sempre in testa, quindi continuando a giocarsela a viso aperto. Tra le altre cose anche il prossimo turno vede un turno
favorevole sia all'Igea, così come alla Leonzio, così come a Rende. Qualche problemino lo potrà avere la Cavese fuori casa. Fuori casa. Con i nostri due ospiti, allora Salvo, devo essere molto sincero, ancora una volta un'altra ennesima delusione con il Due Tori che si ritira in questo campionato. Purtroppo cose brutte, perché quando si ritira una squadra, insomma, un po' si falsa anche la stessa stagione, no? Purtroppo ogni anno diciamo la stessa cosa, no? Infatti. Ogni anno è sempre siamo alle solite. Anche l'anno scorso loro avevano delle difficoltà economiche che poi vengono mascherate, perché poi dico, nel calcio purtroppo la verità non sempre ci agala, no? È vero, è Quindi l'anno scorso hanno fatto un gran bel campionato, hanno sfiorato i playoff, però le difficoltà c'erano, non tutti i rimborsi sono stati retribuiti ai giocatori e allo staff, e quest'anno sulla falsariga dello scorso anno hanno continuato. Purtroppo Peccato. io credo, come dico sempre, il calcio, nessuno ha ordinato ai presidenti di fare calcio per forza, quindi se non si hanno le risorse è meglio... È uno slogan che abbiamo usato anche noi di penalty spesso. È meglio non ce lo ordina il medico a fare i presidenti. È meglio non farlo, perché sennò si rischia poi di compromettere una stagione per altre squadre che investono dei soldi. Certo. I giocatori stessi poi a metà stagione si devono per forza di cose accasare, cercare squadre... diventa poi complicato un po' per tutti. È vero, è vero. Che dobbiamo dire su questo Due Tori? Abbiamo sentito qualche settimana fa, venuto proprio a Penalty Play, che ci ha detto che neanche lui se l'aspettava che potesse succedere una cosa di questa. In 30 secondi, carissimo. È una agonia che fa male al calcio, fa male soprattutto alla Sicilia, perché vengono meno dei posti, tra virgolette, di lavoro, sia per i giocatori, per l'allenatore e per tutto lo staff. Fa veramente male, anche perché era una società equilibrata che ha sempre fatto il passo quando è lunga la gamba. Evidentemente diciamo, nemmeno le risorse economiche di poter continuare con una squadra juniores, perché le spese, si sa, in questi campionati sono enormi. La sconfitta dell'Igea è probabilmente un infortunio sul lavoro, e ci può anche stare, ma io alla fine penso che Cavese, Igea, Leonzio sono le tre squadre papabili a vincere questo campionato, anche perché dimostrano di avere delle società solide. Alla fine insomma è quello che paga. Va bene, pazienza, peccato Santo vedere qualche squadra mollare così, ci dispiace, perché volendo anche lo stesso Due Tori la scorsa stagione aveva disputato comunque insomma una bellissima annata. Ci si aspettava tutto tranne che insomma mollasse in questa maniera. Beh, come diceva prima Salvo Castorina, il Due Tori è qualche anno che va in grande difficoltà economica, onestamente. Però negli altri anni avevo avuto la fortuna insieme al mister Benuti, di trovare la quadra giusta con tanti giovani importanti, spendendo poco, facendo tantissima fatica nella gestione annuale, però i risultati li aiutavano, non stavano mai in zona di retrocessione, quindi diciamo che riuscivano ad andare avanti. Quest'anno invece si è veramente toccato il fondo, anche perché spremere sempre lo stesso limone e poi va a finire che non esce fuori veramente assolutamente più nulla. È ovvio che è un grande dolore, anche perché comunque a Due Tori si lavora bene. Si lavora bene, infatti. Sì, io conosco benissimo anche il presidente, tutto l'entourage, si lavora bene, erano delle persone abbastanza serie, evidentemente qualche problema ci sarà stato. Non abbiamo parlato della San Cataldese, no? Che zitta zitta comunque sta facendo un campionato tranquillo, probabilmente ci sarà, credo, e tutti ce l'auguriamo, una salvezza serena, e un plauso ad una società che all'inizio della stagione tutti insomma avevano indicato come una possibile squadra pericolante, invece non è così. Santo. Ma la San Cataldese diciamo che per certi versi assomiglia moltissimo all'Igea Virtus. L'anno scorso è una squadra che nessuno accreditava del salto di categoria, e invece sono riusciti tramite comunque i playoff e poi il ripescaggio, e anche quest'anno sta continuando senza grosse spese, con grande intelligenza, a portare avanti quel programma con le loro risorse, perché questa è la cosa importante, con le risorse che uno ha deve riuscire a fare. Cioè tanti soldi e assolutamente. In Sicilia, in base a quello che tu disponi. In Sicilia all'interno della Serie D abbiamo vari modi di fare calcio, no? Abbiamo la Leonzio, che è una società fortissima, che ha tantissimo denaro, che spende tantissimo, e infatti sta lì. Però abbiamo anche un altro modo di far calcio, che è quello dell'Igea Virtus. Sì. Tra l'altro questo duello si era già ripetuto l'anno scorso e ha dato in vantaggio di chi magari aveva molte meno risorse economiche, ma probabilmente aveva molto più sapere calcistico. Tra l'altro con una squadra che è stata quasi
per buona parte riproposta per questa stagione, no? E perché si era già lavorato bene, anche quest'anno la stessa falsariga, sia la Leonzio è rimasta quella società che spendeva tantissimo e invece l'Igea Virtus è rimasta quella società che con programmazione, con la conoscenza della categoria è riuscita a fare questi grandissimi risultati. Benissimo, abbiamo dunque concluso la prima parte della nostra trasmissione e adesso ci fermiamo perché c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio qui su Gold 78 perché parleremo naturalmente di eccellenza con i due gironi, il girone A ed il girone B. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, amici di Gold 78, vi ricordo che siamo in onda tutte le domeniche in diretta qui sul canale 78 del Digitale Terrestre con Penalty che parla di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Abbiamo gli ospiti, abbiamo i commenti, tra poco avremo anche delle immagini, insomma in questa maniera raccontiamo il calcio dilettantistico della nostra bella Sicilia che ultimamente è stata anche un po' bistrattata dal maltempo, molte partite non si sono disputate anche e soprattutto perché molti campi ancora prima del maltempo erano già con un terreno assolutamente non accettabile secondo me per un discreto campionato anche di eccellenza o di promozione. Ma bando alle ciance, passiamo subito al campionato di eccellenza e lo facciamo con i risultati di questa seconda giornata ed è pronta la nostra amica Giuliana a leggerceli. Licata Alba Alcamo 0-0, Dattilo Noir Atletico Campofranco 1-0, Castelbuono Mazzara rinviata, Mussomeli Paceco sospesa, Parmonval Pro Favara 0-0, Nissa Marsala 2-0, Folgore Selinunte Terranova Gela 3-1, a Riviera Marmi Custonaci Troina 4, Riviera Marmi 1. Una classifica assolutamente particolare perché il Paceco non giocando insomma perde qualche punto nei confronti dell'Alba Alcamo che comunque ha sempre non sfruttato al massimo l'occasione per cercare di agguantare appunto lo stesso Paceco perché ha pareggiato in un campo difficile come quello di Licata. Guardiamo la classifica con Giuliana. Paceco 34, Alba Alcamo 31, Troina e Folgore Selinunte 30, Riviera Marmi 29, Nissa 27, Dattilo Noir 25, Licata 23, Campofranco 22, Parmonval 21, Castelbuono 20, Mazzara 18, Mussomeli 17, Marsala e Pro Favara 11, Terranova Gela 8. Bene, anche in questo caso ci sono parecchie partite che non si sono disputate, non stiamo qui a dirle perché sono veramente tante, pertanto vedremo già dalle prossime settimane un quadro più completo di questa classifica del girone A, appunto del campionato di eccellenza. La battuta veloce la facciamo con Santo Palma e poi dopo vedremo anche le immagini della bella vittoria della Nissa che ha giocato in casa battendo un Marsala che è una straordinaria squadra che stranamente quest'anno sta deludendo, anzi partiamo proprio da questo fatto. Marsala perché in eccellenza sta deludendo? Beh, perché a Marsala non si riesce mai a stare tranquilli, soprattutto sotto l'aspetto societario, c'è sempre un balletto di presidenti che vanno, che vengono, di sponsor, che non si riesce mai a dare quella continuità che serve, quella tranquillità, anche se adesso stanno cercando in tutti i modi di salvarsi per poter programmare con il rientro di Vinci, che comunque è un uomo molto importante, per poter programmare una grande stagione l'anno prossimo, però quest'anno salvarsi per loro sarà dura perché comunque hanno soltanto 11 punti, hanno bisogno di tantissimi calciatori, anche se hanno un grande allenatore, comunque sarà dura per loro salvarsi. Sarà dura, mentre invece questo Paceco come lo vedi? Come pensi che insomma andrà questa seconda parte della stagione? Anche perché sul Paceco tutti dicono sì, però Beh, il Troina chissà, magari il Paceco è un po' lo stesso discorso che si può fare per il Sant'Agata nel girone B, era una squadra che non godeva dei favori del pronostico, ma che invece sta facendo molto bene. La classifica di oggi, come vediamo, comunque non è poi tanto reale, perché sia il Paceco che il Troina devono recuperare qualche partita. È ovvio che l'antagonista fondamentale del Paceco è il Troina, e poi loro due si giocheranno il salto di categoria.
Però io quando le squadre che non vengono messe in estate fra le prime, invece poi si ritrovano prima e hanno quell'entusiasmo, per esperienza so che è difficilissimo poterle fermare. La stessa cosa vale sia per il Paceco nel girone A che per il Sant'Agata nel girone B. Adesso pregherei cortesemente la regia di mandare i 2 gol straordinari della Nissa che ha battuto in casa appunto questo Marsala che sta deludendo. Nel frattempo che vanno in onda queste immagini voglio parlare anche con Salvo Castorina, che invece vive da protagonista anche il girone B, no? Però il girone A va seguito. Sul Paceco voglio sentire anche la tua. È una squadra che non era accreditata, perché comunque quest'estate tutti i favori del pronostico erano a carico del Troina. È anche vero che comunque il campionato sta aspettando il Troina. Sta aspettando il Troina. Perché il Troina aveva fatto le prime 4 partite, ha fatto 4 sconfitte e già si parlava di stagione deludente, invece lì col lavoro di Pagana, con tutti questi giocatori importanti che hanno preso, tutti questi stranieri. Qualche dubbio all'inizio della stagione, però poi dopo hanno ingranato. Hanno trovato la quadratura e secondo me saranno loro a vincere il campionato. Anche se comunque il Paceco ha fatto 2 acquisti importanti, ha preso Barraco e Lobue, però il Troina è più squadra. Alla lunga potrebbe. Sì, anche perché il Ho Troina... detto poc'anzi, no, Paceco, sì, però aspettiamo tutti sto Troina. No, più che altro ormai è diventata una realtà, perché dico, perdendo le prime 4 allora si pensava che fosse una delusione, ma adesso sta lì, sta a 4 punti, quindi dico 4 punti non sono tantissimi. E poi loro hanno un Urlino di marcia importante dentro e fuori. Mi date notizia sulle immagini di Marsala-Nissa? Strano, molto strano. Vabbè, ok, fa niente, ce li immaginiamo perché tra l'altro è stata una giornata di pioggia intensa in tutta la zona nissena, si è giocato in un campo come al solito in condizioni pietose. Invece ecco le quali immagini sono arrivate, grazie. Campo impossibile, però è la dimostrazione come spesso e volentieri questi campi, questo è l'antico campo praticamente di Caltanissette, il Palmintelli, in condizioni... È uno scempio. Un pian del lago che è qualcosa di fantastico. Cioè, è incredibile vedere queste immagini, è veramente incredibile. Giocano lì perché il pian del lago è troppo dispersivo, quindi preferiscono giocare lì anche dal punto di vista del pubblico, no? Questa è la... Però voglio dire, c'è un campo, sfruttiamo. Ma io non credo questo sia uno spettacolo da poter dare a una città come Caltanissetta, onestamente. Questo è il raddoppio della Ufficiosamente questa è la motivazione. Tu che ne pensi, Renato, di questa situazione, di un campo che non viene utilizzato e si gioca in un campo come questo che insomma, ha del pazzesco? Riuscire a meravigliarsi ancora? No, non ci meravigliamo più, è vero, hai detto bene. Tra altre cose la Nissa, che è ben guidata dal presidente Natale Ferrante, sta facendo bene in questo campionato, ma io sinceramente credo che il Troina alla lunga abbia qualità societarie, di conduzione tecnica, soprattutto amministrativa, perché non dimentichiamo che come direttore c'hanno Claudio Cammarata, che è un professionista serio e che sa fare bene il suo lavoro. Però sottolineiamo che insomma col Troina ci sono ancora già 4 punti più delle partite da recuperare. Ma sai, 4 punti dico alla fine sono una partita più un pareggio, cioè non è che... Troina che poi spererà magari una possibile finale di Coppa. Allora, io ritengo che chiuso il mercato, diciamo, di riparazione, alla fine adesso prevalerà sicuramente l'aspetto societario, ben guidato economicamente, chi riesce a mantenere gli impegni. Cioè se si è organizzati si arriva. Se tu riesci a mantenere adesso gli impegni, perché una volta che ormai il giocatore non può più andare via, non può più trasferirsi, per cui di qua ad aprile, se tu hai una conduzione societaria non c'è la famosa rescissione del contratto. Finiamo no, perché insomma queste sono parole che nei dilettanti si usano in anche perché continua. la settimana scorsa la FIGC ha divulgato, diciamo, tutti i calciatori che sono svincolati, per cui ancora si può attingere a qualche calciatore, però tieni conto che siamo a metà gennaio, il campionato finisce alla fine di aprile, per cui hai 3 mesi di tempo per poter correre ai ripari, anche se poi alla fine devi trovare il calciatore che è preparato fisicamente. Bravo.
E quello è un po' difficile di quello è un po' diventarti, difficile, però ti ripeto, secondo me, al di là della guida tecnica, l'aspetto societario e economico è fondamentale. Non si trovano i gagliardini subito, no? Che possono già giocare e scendere in campo a San Siro. Mi avvicino alla nostra Giuliana, perché dobbiamo ricordare il numero WhatsApp, la linea WhatsApp, in modo che così ci possono chiamare e mandare eventualmente dei messaggi inerenti chiaramente al calcio dilettantistico, oppure anche per dirti che sei una ragazza preparata, che sei molto carina e che vai ad hoc per penalty. Ma per quello ci sei tu, Ettore, vi basti avanzi tu. Va bene. Allora, okay. Il numero WhatsApp è il 328 53 58 101. È talmente nuovo che non lo sa neanche a memoria. No, ancora siamo in due. Lo ricordiamo ancora per cortesia? Sì, certamente, il 328 53 58 101. L'ho già dimenticato. Siamo in due. Allora, dunque, proseguiamo, adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza, anche qui una insomma, giornata ricca di risultati scoppiettanti, perché tra l'altro so che sei andato a vedere una partita importante Biancavilla proprio con il Sant'Agata di Militello, ma tra poco ne parliamo, perché prima diamo parola giustamente a Giuliana con i risultati di questa seconda giornata di ritorno di oggi, domenica 15 gennaio. A te Giuliana. Sì, Ettore. A Torre Grotta, Acireale 3, Torre Grotta 0. Pistunina, Catania San Pio X 0-5. A Belpasso, Città di Rosolini 2, Belpasso 0. Biancavilla, Sant'Agata di Militello 2-2. Sporting Via Grande, Giarre 1-1. Palazzolo, Milazzo 0-0. Città di Scordia, Realavola 2-0. Sporting Taormina, Rocca di Caprileone 0-1. Chissà, forse ci si aspettava di più da questo Sant'Agata a Biancavilla, tra poco ne conosceremo un po' più i dettagli con Santo Palma. Certo però che la Ciriale ha sfruttato al massimo questo turno e è andata a vincere, seppur con il fanalino di coda, quindi la classifica si accorcia sempre di più, un po' tutti stanno aspettando questa Ciriale che vinca questo girone del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica, poi il prossimo turno e poi i commenti tecnici. Sant'Agata di Militello 40, Acireale 37, Catania San Pio X 35, Palazzolo e Milazzo 33, Giarre 29, Città di Rosolini 26, Città di Scordia e Biancavilla 23, Sporting Via Grande 22, Realavola 21, Sporting Taormina 20, Rocca di Caprileone 18, Pistunina 10, Belpasso 9, Torre Grotta 2. Grazie Giuliana. Grazie. E adesso a questo punto il prossimo turno, il tabellino di questa terza giornata chiaramente si giocherà domenica prossima, domenica 22 gennaio. Gli incontri a Ciriale e Biancavilla, e questo sì che sarà un incontro molto importante, Belpasso Scordia, Città di Rosolini Milazzo, Realavola Pistunina, Giarre Palazzolo, Catania San Pio X Sporting Taormina, Sant'Agata Militello Sporting Via Grande, Rocca di Caprileone Torre Grotta. Allora, carissimo Santo, sei stato a vedere la partita di Biancavilla? Se non sbaglio c'è stato pure anche il mister, no? Non sei andato lì? Ah, pensavo che fossi andato a vedere la partita, perché insomma a te il Biancavilla piace, perché insomma conosci molti giocatori del Biancavilla. Santo, che partita è stata? Questo Sant'Agata ci ha deluso? Beh, ti dico la verità, oggi è stata una partita da due volti. Secondo me Sant'Agata ha completamente sbagliato la partita, soprattutto il primo tempo, dove è riuscito ad andare addirittura sotto i 2 gol contro un Biancavilla molto ordinato, ma che non mi sembrava nella sua miglior giornata. Evidentemente c'era qualche problemino, perché oggi il Sant'Agata aveva fatto a meno di Mincica all'attacco e di Bontempo in mezzo al campo, erano entrambi in panchina e evidentemente in settimana c'era stato qualche problema fisico per i due, che quando sono venuti dentro Ferrara ha cambiato anche modulo sul 2-0, è riuscito a rimettere in piedi una partita che sembrava veramente segnata ai più a coloro che hanno assistito a questa gara. Quindi secondo me oggi il Sant'Agata comunque ha fatto un punto importante in questa situazione, anche perché comunque poi le altre non è che abbiamo preso chissà quale punti. Sì, la Cireale oggi ma giocavo con l'ultima in classifica, diciamo, ci poteva a Cireale, stare. ma la San Pio gli ha ripreso i 2 punti che aveva perso la settimana scorsa. Chiaro. Ma secondo me un risultato importantissimo è stato proprio quello di Milazzo, di Palazzolo Milazzo. Sì.
Con questo X entrambe continuano a stare in difficoltà perché stanno a 7 punti dalla prima e un'altra giornata è passata. Forse puntano ai play-off? No, non credo che il Palazzolo punti ancora ai playoff dopo il mercato che ha fatto un mercato per poter arrivare primo ancora ora, però, e quindi con questo pareggio qui di oggi entrambi che non riescono a sfruttare questo mezzo passo e Sant'Agata, secondo me mette un pochettino di sale ancora di più a queste squadre. Bene, bene, bene. E invece Real Avola questa domenica insomma non è stata positiva, una sconfitta a Scordia. Cosa vi aspettate in questa seconda parte di stagione? Noi abbiamo di fatto gli scontri diretti in casa, quindi sperando di fare il risultato negli scontri diretti, poi con qualche partita extra creiamo una salvezza tranquilla. Sì, la partita di oggi è stata una partita abbastanza equilibrata, no? Loro hanno avuto la fortuna di fare gol, noi abbiamo avuto qualche occasione e non l'abbiamo sfruttata, però alla fine dico, era una partita equilibrata e onore a chi ha vinto, no? Ma in società si è coscienti che comunque questa sicuramente sarà una stagione transitoria? Certo. Oppure hanno pensato, magari anche col tuo inserimento, di volere forse qualcosa in più? No, già da metà girone d'andata comunque i programmi erano cambiati, anche perché... È cambiato comunque, anche il mister, tra l'altro. Sì, il mister è stato cambiato perché comunque dopo 3 sconfitte di fila, per forza di cose devi dare uno scossone, non puoi mandare via 22 giocatori, Certo, allora sei costretto quasi. cerchi di cambiare qualcosa, anche perché comunque in quel contesto serviva un allenatore con altre caratteristiche Campanella, che l'allenatore di prima non aveva, perché poi comunque ognuno ha le proprie caratteristiche, Chiaro, quindi chiaro. Noi per quel tipo di squadra che abbiamo strutturato in questa fase... Anche perché il campionato d'eccellenza, lo sappiamo, è un campionato che ogni domenica, insomma, bisogna stare al top. Sì, questo sì, ma poi noi comunque abbiamo ringiovanito di parecchio la rosa. La rosa. Quindi avevamo bisogno di un allenatore che avesse un po' più di carisma, non che l'allenatore di prima non l'avesse, però, ma vabbè, l'allenatore di prima ha sappiamo benissimo altre anche caratteristiche e quindi... Le qualità di Campanella le conosciamo, insomma un allenatore, non dico dal pugno di ferro, però uno che negli spogliatoi si fa sentire. Sì, non è una cosa che dobbiamo nascondere perché lo si sa nell'ambiente, no? Comunque di fatto tu... In positivo, tra l'altro. Quando c'è un cambio vuol dire che cerchi qualcosa di diverso, perché ti accorgi che la squadra ha qualche lacuna, necessità diverse, e quindi per forza di cose ti organizzi. Tornando sul nostro campionato, noi sapevamo che comunque avremmo dovuto fare un campionato di transizione. Perché quindi sta rientrando tutto nei programmi. Sì, bene, probabilmente ad inizio stagione si erano fatti dei passi eccessivi ed esagerati, e comunque siamo stati in tempo per resettare tutto. Sì. Benissimo. Nel frattempo pregherei la regia di mandare in sottofondo le immagini della Ciriale, perché insomma della Ciriale conosciamo le qualità organizzative, conosciamo la guida tecnica, Anastasia sta facendo un lavoro bellissimo, il pubblico ha fame di Serie D almeno. Voglio sentire Renato Marletta su questa stagione della Ciriale, che comunque è una stagione che in questo momento è super positiva, in ascesa oserei dire. Non sono tanto d'accordo. Addirittura, bene, mi piace questo contrasto rispetto a quelli che sono i dati. Considerato lo spirito iniziale, probabilmente avrebbe dovuto avere una classifica diversa, anche se ha consolidato con l'ultimo acquisto di Concialdi e qualche altro giocatore. Un po' appesantito, se devo essere sincero, l'ho visto. Ma sai, il peso non conta. Luca Luca lo fa gol tutti gli anni. No, ma non era una cosa negativa, però l'ho visto con qualche chiletto di troppo, cioè proprio... Ti dico che l'ho avuto ragazzino nelle giovani del Catania. Ha sempre fatto gol. Ha sempre fatto gol. No, ma ci mancherebbe. No, è chiaro che probabilmente è diventato papà, deve ritrovare una condizione fisica ottimale. Attenzione, Luca l'anno scorso ha vinto il penalty. Io credo che la classifica stia già delineando il proprio finale. E quindi? In basso Torregrotta e Belpasso sono già 8. Spacciate. Anche il Pustionina.
anche del Pestonina. L'unica difficoltà se questi qua rinunceranno a qualche partita, perché Belpasso probabilmente finirà il campionato con la Juniores ed Sì. è una cosa positiva. È una cosa positiva, però sappiamo benissimo che insomma, le Naturalmente le disparità forze, tecniche anche perché, saranno notevoli. tornando al discorso di Salvo, io ritengo, al di là della guida tecnica, che nel calcio gli attori principali sono sempre i calciatori. Ci mancherebbe. Per cui anche se tu metti un maestro dei maestri e la qualità tecnica è quella che è, non puoi... Il Palazzolo, come diceva Santo giustamente, dopo l'acquisto di Baiocco e qualche altro, insomma... I due spagnoli. Cerca sicuramente di... Scusate, io adesso devo fare una domanda sia a Renato Marletta che al nostro commentatore tecnico, e ne approfitto anche perché c'è Salvo. Ma perché in eccellenza debbono giocare giocatori stranieri? Che bella domanda. Perché riusciamo nel nostro calcio a poter scopiazzare, non copiazzare, il professionismo, il falso professionismo. Lo vogliamo debellare questo problema? Ma anche perché poi alla fine ti accorgi che i costi di gestione vengono innalzati non tanto dal rimborso spese virgolettato, sì, ma dal fatto che un giocatore che viene da fuori deve mantenersi, per cui l'appartamento, la gestione... Deve mangiare. La gestione... Proprio pratico. Cioè, come fai praticamente a mantenere per 6-7 mesi, diciamo, una famiglia intera? Perché probabilmente il giocatore verrà con la famiglia. E naturalmente poi il risultato non è sempre quello, perché un giocatore spagnolo che si avvicina a un campionato che sconosce... Ma il giocatore spagnolo lo sa che viene a giocare in uno dei campionati più... E questo diciamo, è il falso... Forse qualcuno non glielo dice. Questo è un falso problema, naturalmente, perché riusciamo, ti ripeto, a scopiazzare. Io ritengo che noi altri... Santo ne sa qualche cosa perché più di me ha vissuto e vive l'aspetto del settore giovanile. Quando tu fai settore giovanile e non riesci a portare ragazzi in prima squadra, hai fallito totalmente la vita della società. Per cui, al di là del fatto che c'è l'obbligo di far giocare i ragazzi 98, 99, 97, è chiaro che tu te li devi costruire in casa o quantomeno prenderli dalle zone vicinorie, per far sì che la tua qualità tecnica aumenti. Poi noi riusciamo in Sicilia ad avere degli ottimi giocatori, anche se sono trentenni, per cui quando tu in estate devi costruire una squadra, sai che il portiere è quello, sai che il difensore è quello, per cui diciamo questo cambiare continuamente. Io comunque ritengo, al di là del Sant'Agata che potrebbe essere diciamo, la vera antagonista delle squadre catanesi, io ritengo che Acireale, San Pio e Palazzolo saranno le tre squadre che si giocheranno il campionato. Beh, sarà sicuramente quindi un campionato molto intenso. E tu questo fatto dei giocatori stranieri, voglio sentire anche il tuo parere. Beh, io farei delle... Un parere vero. Sì, come sempre. Okay, come sempre, vero. Il fatto di essere vero mi attira molta antipatia. Beh, io mi metterei bene, allora, scinderei la scelta del Troina. Il Troina ha fatto una scelta con tutti questi stranieri. Perché ha fatto questa scelta? Perché da tanti anni ai dilettanti non c'è più la proprietà dei giocatori, no? Allora magari un giocatore non è mai tuo. Il Troina ha fatto una scelta diversa, cercando di avere giocatori di proprietà. Il Palazzolo è un'altra operazione, secondo me. Non è riuscito a reperire in questo mercato ciò che serviva, cioè un attaccante e un giocatore con le caratteristiche da mezzala o da esterno di centrocampo, e allora si è dovuto affidare ai procuratori che ci sono in giro, ma perché non sono riusciti loro stessi ad attingere a quello che c'è. E c'è tantissimo da noi, ma ti dico che c'è tantissimo. Torniamo al discorso che faceva in questo momento Renato dei giovani. Sì. Ma guarda, Renato lo sa, ha detto quello su di me perché lui sa che io la domenica vado in giro da sempre a vedere gli allievi e i giovanissimi. Ma posso garantirti... Ma da lì che partono i giocatori? Però posso garantirti una cosa, che di gente che fa il mio lavoro, io non ne vedo mai in giro a vedere i giovani. Al massimo li vedi quando ci sono le rappresentative, o al massimo quando ci sono le fasi finali allievi. Ecco, io vorrei anzi consigliare a chi vuol fare il direttore sportivo di andare la domenica al campo, di non stare con i piedi sotto il tavolino al ristorante insieme alla propria squadra. Ecco perché magari io conosco, come dice Renato, moltissimi giocatori allievi giovanissimi, ma da una vita, perché sono sempre andato in giro per campi a prendere il sole, il freddo, il caldo e il vento. Se mi inserisco, il vantaggio, ad esempio, di avere una figura come Santo e da qualche tempo di avere una figura di segretario, cosa che si sminuisce per un attimino, reclami, liste di giocatori, rapporti con la federazione, queste sono cose da non trascurare, perché l'allenatore lavora sul campo, ma tanto lavoro si fa dietro la scrivania, per cui si consiglia alle società di affidare la gestione societaria a delle persone qualificate. Come diceva Santo, se tu devi andare nel mercato delle giovanili e nel tuo Interland, palermitano, trapanese, messinese, catanese, e non hai la visione dell'aspetto globale delle società, chiaro?
che è chiaro che poi quando vai a costruire una società non puoi tu andare a figurine, guarda le figurine Panini e mi compro a Mi compro Maldini, quello, mi compro quell'altro. perché il settore giovanile va ben diverso. È vero. Poi a maggior ragione certe società che si strutturano avendo un proprio settore giovanile con la Juniores, ad esempio si parla pochissimo del campionato Juniores, un campionato semi-abbandonato. Ma semi-abbandonato per vari motivi. Che andrebbe riformato alla federazione. Semi-abbandonato. Ma perché non si può giocare di lunedì alle 2:30 con i ragazzi che vanno ad esempio, ancora a scuola, io mi dai. batto, nell'ultimo ho fatto anche un intervento a Coverciano, ho fatto un intervento a Roma, per togliere l'obbligatorietà dei giovani. Questo è un malcostume. A calcio deve giocare chi sa giocare a calcio, incentivando le società. Con l'età media. Ne ho parlato col con presidente. un'età media, perché tu non puoi far giocare, aspettare la domenica che un ragazzo 98 dice mister oggi mi secco perché devo andare con la ragazza a giocare, proprio perché hai l'obbligo, per cui andrebbe sicuramente riformato questa normativa che non va a favore dei giovani. Tra l'altro ne abbiamo parlato l'anno scorso e ne riparliamo quest'anno. Certo. L'abbandono dei giovani che poi non giocano più è dell'80%. È aumentato di più, certo. Per cui non trovano sfogo nemmeno nelle terze categorie a divertirsi, perché ragazzi che dopo l'obbligatorietà del 98 ad esempio non li vede più giocare. Certo. Salvo Castorini, invece lì ad Avola com'è la realtà? Cioè il settore giovanili sono valorizzati, il settore giovanile dell'Avola è valorizzato, e poi voglio sentire anche la tua sugli stranieri, che insomma nel campionato di eccellenza in Italia, ma più che in Italia direi in Sicilia. No, ad Avola stiamo di fatto riformando tutto, ci sono diverse scuole calcio con le quali collaboriamo. Quindi la società non ha un settore suo specifico? La società c'ha la Juniores e gli allievi, però poi ci sono diverse scuole calcio con le quali abbiamo una sorta di accordo non scritto e da lì attingiamo nel caso in cui dovessimo avere necessità. Poi comunque nell'Interland siracusano, tra Siracusa, Noto, Palazzolo, di cui i rapporti sono buoni, e quindi nel momento in cui abbiamo una qualche necessità riusciamo a trovare la soluzione al problema. Per quanto riguarda il discorso stranieri, di fatto ha azzeccato esattamente la disamina Santo, perché poi tu alla fine nel momento in cui devi fare mercato e non riesci, purtroppo per forza di cose, se l'allenatore ti chiede un attaccante e tu non riesci in Sicilia a reperirlo, devi cercare da qualche parte, o vai in giro per l'Italia, oppure purtroppo se hai un'opportunità agganci qualche straniero. Necessità virtù. Purtroppo il calcio è questo, il calcio quando hai hai dei risultati importanti da conseguire, devi per forza di cose mettere a disposizione del tecnico quello che lui ti chiede. Santo, dimmi, volevi dire qualcosa? No, io volevo sottolineare un risultato di questa giornata del campionato d'eccellenza Girone B. Quale in modo particolare? Che è il risultato che farà ballare tutta la categoria, perché questo era un campionato finito per la corsa per non retrocedere. Invece con la vittoria del Rocca di Capileone a Taormina, fa sì che 5-6 squadre che secondo me erano già salve, sono state tirate di nuovo giù. E il Taormina in primis, perché adesso il Taormina ha 2 o 3 partite durissime, si potrà ritrovare addirittura già domenica scavalcato dal Rocca di Capileone. Che gioca in casa con una partita facile con gioca in casa con Torregrotta, mentre il Taormina andrà a rendere visita alla San Pio. Ecco, invece questo adesso sgomitare per cercare quel posto di salvezza, dove comunque c'è sempre coinvolto l'Avola di Salvo Castorina, c'è lo Scordia, c'è Rosolini che per un momento era sembrato chissà che cosa, c'è il Via Grande. Questo risultato non permetterà più a nessuno di dormire sonni tranquilli. Infatti. Quindi da adesso in poi ci sarà da correre, perché invece di 3 squadre, le squadre retrocesse erano già 4, che c'era anche il Rocca, ma con questa vittoria di oggi vale 6 punti per il Rocca. Il campionato d'eccellenza è bello anche per questo, no? Perché poi ci si ingarbuglia con dei risultati strani. Ma sai, ci si ingarbuglia perché purtroppo il calcio è fatto da tanta gente che pensa di sapere, da tanta gente che ha una presunzione assoluta in questo sport, e da tanta gente che non ha mai indossato neanche un paio di scarpette da calcio. Ecco perché magari poi ci ritroviamo in queste situazioni qua. È vero, mi piace. Questo tuo commento tecnico all'interno della trasmissione dà ancora più qualità al nostro programma, sono contento. Se mi chiamate perché sai che sono uno vero, che dice le cose, dice le cose che pensa, non la verità. Chissà cosa succederà la settimana prossima quando ci sarà un'altra persona al tuo posto, perché tu ritornerai appunto ogni mese. Una volta al mese volta basta, al altrimenti mese. non mi fai lavorare più. Infatti, perché tu giustamente devi andare a vedere le partite, ci mancherebbe. Sì. Ad aggiungere quello che diceva Santo, visto che è da qualche giorno che frequentiamo qualche campo di calcio, probabilmente sono dei discorsi che tanti non vogliono accettare, ma è l'amara realtà. Cioè la competenza, la qualità professionale non appartiene a tutti. Ma va ritribuita quella là.
Ma retribuite, se le società, va retribuite insomma, i nei budget meriti, sono limitati. ecco perché le cose vanno fatte per bene, perché se tu ti devi sposare e ti compri il vestito, non basta, hai bisogno della cravatta, hai bisogno della camicia, hai bisogno delle calze. Ecco, il tutturo praticamente non serve, perché al di là della competenza di Salvo, io sento dire tutti che sono team manager, direttori, si improvvisano, qualcuno si improvvisa anche allenatore, mi dispiace per la categoria. Sì, è vero. Qualcuno si improvvisa dirigente esperto, poi alla fine ti ritrovi, per non dire diciamo di questa competenza. Nel calcio occorre, secondo me, uno che mette i soldi, che si fa gestire da una Soldi singola propri. persona, o comunque soldi, No, è soldi importante, propri, soldi propri e è da uno che importante. si fa gestire per competenza, professionalità e serietà. Poi quello che viene, viene. Però ti ripeto, perché il calcio non è una cosa, una scienza esatta, ma a maggior ragione la competenza e la professionalità sono qualità che anche in questi campionati vanno pagati. Assolutamente. Il problema è che in questi campionati competenze e professionalità non vogliono essere pagati. Perché c'è tanta, cioè no che non voglio, scusami, i presidenti non vogliono pagarli, perché c'è tanta gente che per fare il mio lavoro, quello di Salvo Castrino e il tuo, io gli metto i soldi di tasca. Pur di avere. Allora un presidente che deve spendere, che già non c'ha i soldi per Preferisco arrivare a prendere fine, quello che. preferisce prendere uno che anche se ti fa retrocedere, però non gli mette a fine stagione poi il risultato. Quando cioè, dire, io voglio fare una domanda a Salvo Castorina. In che data sei arrivato tu ad Avola? Io sono arrivato il 21 agosto. 21 agosto, quindi un mese e mezzo, cioè un mese dopo, A fine mercato. a fine mercato. Quindi si è potuto muovere e relativamente. l'Avola aveva parlato tutta l'estate che voleva vincere il campionato. Oggi l'Avola ha 21 punti. Da neopromossa. Ma mica è colpa di Salvo. No, assolutamente no, sto dicendo proprio l'inverso. Sì, sì, sì. L'Avola che voleva vincere il campionato avrebbe dovuto chiamare Salvo non il 21 agosto, l'avrebbe dovuto chiamare il 1° giugno, Chiaro. perché società importanti che vogliono fare cose importanti si muniscono di direttore per la categoria che devono andare a affrontare il 1° giugno, non il 21 agosto. Al termine della stagione precedente, Assolutamente sì. Sono assolutamente d'accordo. Allora, passiamo ai saluti. Congediamo Santopalma, che lo rivedremo fra un mesetto, con Avrò modo di andare a vedere altro. Come? Avrò modo in questo mese di andare a vedere altre partite. Anche qualche giovane magari che ci puoi segnalare. Quello per me in modo che sempre. così, insomma, quando noi diamo un servizio anche su alcuni nominativi. Beh, io ti voglio dare un nome di un giovane che seguivo quando bene. era giovanissimo. Salvo, prendi appunti. No, non c'è bisogno, Salvo lo conosce bene, si chiama Francesco Bertolo, è un classe 91 che oggi gioca titolare fisso in Serie C col Fondi e che io andai a prendere in una cava di pietre perché un ragazzino che conoscevo già dai giovanissimi non voleva più giocare. Ma quindi sta giocando in Lega Pro? Assolutamente sì, gioca titolare e domenica marcherà sicuramente l'attaccante del Catania. Ah, bene, dividetevi il successo. No, io non, nessuna bravura perché questo è E un con me fenomeno. giocava esterno sinistro, devo dire. la verità. Questo era un fenomeno, però per dirti, io lo conoscevo il ragazzo, Sì. quando il ragazzo aveva deciso di non giocare più, siccome sapevo che ragazzo era perché l'avevo visto crescere, sono andato, ecco cosa devono fare i veri direttori sportivi. Giusto, E non solo con giusto. i giovani, anche con i E grandi. completo io con Sì? Ciccio Bertolo, perché lui giocava a Trecastagni. Sì? E, il 1° dicembre non volle andare più a Trecastagni perché non voleva più giocare a calcio. È io sempre così, quando e io c'è il talento non voglio più giocare Io a lo pallone. presi e poi lo portai ad Augusto in promozione. Ah, bene, e poi da lì insomma. E poi, no, ma dico, attenzione, il giocatore ha qualità straordinarie, ha una capacità aerobica fuori dal comune. Non è Quindi, l'unico, di questi ce ne sono tanti. In eccellenza ce ne stanno tanti. C'è gente come Urso 91 che fa l'eccellenza qui e dovrebbe fare minimo la Lega Pro. E di questi, se basta andare in giro, Questi sono i andate in misteri. giro, andate a lavorare, non state sempre in casa, non state sempre al campo, uscite dalle scrivanie e andate a vedere le partite dei Questi ragazzi. sono i misteri del calcio dilettantesco. No, non è non sono misteri. In Lega Pro con la casacca rosa-azzurra gioca gente che non potrebbe vestire la maglietta. Va bene, bene allora così. salutiamo Santopalma, Grazie a te. grazie per Un saluto insomma, a i tutti. tuoi commenti tecnici, con te ci rivedremo prestissimo, congedo anche Salvo Castorina, però prima di salutarlo voglio sapere a questo punto se anche tu andrai poi comunque a cercare sempre il giovane talento da portare eventualmente anche ad Avola, oppure tu bene o male ormai per questa stagione quello che è fatto è fatto. no, noi stiamo ancora facendo mercato, perché numericamente comunque siamo in pochi e perciò stiamo cercando ancora qualcosa. Il lavoro del Se però è direttore... un giovane è ancora meglio, no? No, ma noi stiamo cercando solo giovani. Noi la squadra appunto l'abbiamo svecchiata, stiamo cercando 96, 97, 98, gente giovane perché comunque se Fanno il devi, casting. se devi gettare le basi per una stagione importante l'anno prossimo devi avere qualcosa dentro. Sono d'accordo. E non devi, cioè fare il direttore è semplice, andare a cercare, andare a chiamare ed offrire X euro al giocatore già fermato. Lo può fare chiunque, lo può fare anche mio figlio. Bravo. Fare il direttore è andare a trovare quel giocatore che tipo
che ti può risolvere in un ruolo particolare che non è conosciuto da tutti, se no... È vero, è vero. Ok, grazie Salvo, A un voi. bocca al lupo per Grazie. questa stagione, Arrivederci. siamo sicuri che andrà bene, insomma Avola poi è una piazza che insomma merita ampiamente molto più dell'eccellenza, però momentaneamente è lì e va molto bene. più dell'eccellenza. Allora Giuliana, vogliamo ricordare il numero WhatsApp per insomma tutti coloro che vogliono mettersi in contatto con noi, in modo che così possono tranquillamente insomma messaggiare. Messaggiare e dirci anche la loro sulle partite di questa domenica. Bene. Allora potete scrivere alla 328 5358 101. Allora a questo punto mi fai la cortesia, mi rilanci anche la pubblicità, così insomma tra poco parleremo anche di promozione e avremo anche modo di avere un altro ospite. Sì, siamo in fase di turnover. Voi non spostatevi, non cambiate canale, siamo qui a Penalty. Amici di Penalty, ancora una volta ben ritrovati, inauguriamo questa nuova sezione dedicata adesso al campionato di promozione. Vi ricordo che siamo in diretta su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, questa è la sesta stagione, siamo in diretta ogni domenica tra le 19 e le 21, la replica anche prima della mezzanotte, insomma ci potrete seguire, così come volendo potete seguire anche la pagina di Penalty, dove troverete anche naturalmente questa nuova puntata di questa sesta stagione, ma se volete rivedere anche quelle del passato, insomma non c'è problema. Do il benvenuto al nuovo ospite, dato che parliamo di promozione prima categoria, un bomber nato, insomma uno che gol li ha fatti in tutte le categorie, Cosimo Montalto. Buonasera Cosimo. Buonasera, buonasera a voi. Ben trovato. Grazie. Che ci fai in prima categoria, Cosimo? Ma ormai diciamo ho fatto la scalata, sono partito alto e sto scendendo. Vabbè, quindi... però insomma intanto fisicamente ti sei ripreso, Sì, perché sì, insomma avevi grazie. avuto qualche tempo fa un po' problema No, al no, ginocchio. grazie a Dio ok. è tutto passato. Insomma il tuo nome gira sempre nell'ambito del calcio dilettantistico, perché tu, come abbiamo sempre detto, i gol li hai sempre fatti, quindi voglio dire, non dovresti avere problemi certamente a reperire squadre al di là della prima categoria. Beh, sicuramente è una, diciamo, una cosa di generazione, quindi Ci può anche stare. ci può anche stare. Bene, allora salutiamo invece il ritorno di Alessio Iker Patti, ti chiamo Iker oggi, insomma, ben trovato Alessio. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri amici da casa. Ci apprestiamo a vivere questa sesta stagione, Alessio. Sì, sono contento, per me è la quarta. Per te è la quarta. Essere qui a Penalty è sempre un piacere, parlare di calcio è ciò che mi piace di più, è parlare del calcio di cui il calcio vero non parla mai, non parla mai. E mi dà ancora più orgoglio. Quest'anno tra l'altro, anche parlando del campionato di promozione, per la prima volta dopo 3 anni, negli anni passati mi sono sempre occupato di prima categoria, Sì. quest'anno c'è un campionato nuovo, C'è un campionato con, nuovo il quale da vivere. con il quale relazionarmi. Bene, io prima di parlare del campionato di promozione, subito poi con i risultati insieme a Giuliana, volevo fare una domanda a Renato, perché l'ho stoppato sul corso che partirà invece appunto domani, del corso allenatori. Lo vogliamo ricordare, anche se tu ufficialmente non sei il presidente, ma sei sempre stata e lo sarai sempre l'anima dell'AIAC. Grazie. No, proprio venerdì si è svolto il preesame tecnico al campo di Pedara con il mister Alessandro Poro, che è il docente del settore tecnico. Erano presenti io, Assessore Bello, il presidente Staffano Cidiacono, che è un po' l'anima dell'AIAC nostrana, e domani parte alle 16:45 in aula al Palazzo Pulverenti di Pedara. Inizieranno le lezioni teoriche che si svolgeranno a settimane alterne dalle 17 alle 22. Abbiamo qualche partecipazione importante, aspettiamo la conferma di qualche giocatore professionista e comunque il corso partirà. Soltanto 40 iscritti, chiaramente, 40 ammessi più che iscritti. Ne abbiamo avuto, un po' di più di erano 40. 45 le domande, e ieri hanno fatto diciamo, il venerdì hanno fatto il preesame tecnico. Domani ci sarà la graduatoria ufficiale, partirà diciamo naturalmente con l'impegno massimo come sempre, perché la gestione è affidata all'AIAC. Sì. A proposito di AIAC devo dire anche che domani dalle 15 alle 19 si svolgeranno presso la sede della FIGC nostrana, quella di Catania, l'elezione per eleggere chi mi sostituirà
al Consiglio nazionale. Noi di supporto abbiamo San Falcidiano, per cui inviterei tutti gli allenatori, non solo locali, siciliani, a sostenere questa candidatura. Ci segue tutta la Sicilia, quindi insomma il messaggio è rivolto a tutti. Hanno diritto a votare tutti i tecnici, diciamo, in regola col pagamento del settore tecnico, per cui insomma è aperta la votazione in tutte le FIGC locali e regionali dalle 15 alle 19. Perfetto. Voglio anche ricordare, proprio inerente il discorso del corso che inizierà lunedì a Pedara, che di mattina alle 12 presso Palazzo Pulvirenti ci sarà la conferenza stampa proprio di presentazione di questo corso, che durerà 7 settimane, una settimana di riposo e una settimana, diciamo, di studio, e poi insomma ad aprile finirà, appunto, dove verranno nominati 40 nuovi allenatori. Troppi? Domanda cattiva ma lecita. Allora, io ritengo, dalla mia esperienza, che il diritto allo studio non si può negare a nessuno, per cui insomma è gente che ha giocato, continua a essere in attività, vuole avventurarsi in questa nuova realtà per un prossimo futuro. Poi saranno le scelte societarie, anche se da qualche anno purtroppo le società sono sempre meno, però siccome stiamo dando spazio al fatto che c'è l'obbligatorietà ci sarà l'obbligatorietà in tutte le squadre di avere un tecnico abilitato. Finalmente. Ci sarà probabilmente spazio, anche perché quest'anno c'è una nuova realtà, col nuovo rincarico a Olivieri. Probabilmente anche il nostro logo sarà affiancato a quello della FIGC, perché finalmente c'è un ritrovato equilibrio con i vertici federali, perché finalmente hanno capito la valenza del tecnico abilitato, e attraverso gli studi naturalmente non si può lasciare, soprattutto nei settori giovanili, è fondamentale sia nella fase educativa, nella fase di crescita e nella fase tecnica, avere un tecnico abilitato. Chiaro. Se poi è associato all'AEC, meglio ancora. Assolutamente, ci mancherebbe. Allora, a questo punto parliamo del girone di promozione, parliamo del girone A, abbiamo Giuliana con i risultati, poi la classifica, abbiamo tra l'altro tra poco anche un collegamento telefonico con Canicattì. Risultati del girone A del campionato di promozione, a te Giuliana. Sì, Ettore. Raffadali Ares Menfi 2-2, Castellammare Atletico Ribera 4-0, Canicattì Campobello rinviata, Casteltermini 5 Torri Trapani sospesa, Camarat Libertas 2010 1-1, a Palma di Montechiaro Nuova Sancis 4 Gattopardo 1, Partinica Audace Ravanusa 0-0, Salemi Serra di Falco 4-1. Una classifica che con questa partita rinviata a Canicattì si stabilizza con il Raffadali che ritorna in testa e il Canicattì giustamente dietro, ma comunque sempre nelle zone altissime della classifica. Prima di sentire anche il commento tecnico naturalmente di Alessio, guardiamo insieme la classifica con Giuliana. Raffadali 41, Canicattì 40, Libertas 2010 34, Castellammare 32, Nuova Sancis 31, Ares Menfi 29, Atletico Ribera 26, Partinica Audace 22, Campobello e Camarat 21, Ravanusa 19, Salemi 17, Serra di Falco 14, Gattopardo 9, 5 Torri Trapani 8, Casteltermini 3. Tra poco ci collegheremo con Salvatore Guaglione, che è il nostro inviato di Canicattì, ma voglio sentire un attimo Alessio di questo Ambaradan che è successo in vetta, grazie anche al fatto che il Canicattì non abbia giocato. Esatto, c'è da dire che appunto perché il Canicattì non ha giocato, il passo falso lo ha fatto il Raffadali. 2-2 in casa con l'Ares Menfi, che non è una squadra sicuramente che sta a guardare le proprie avversarie, ma dà assolutamente filo da torcere anche a chi sta in vetta alla classifica. Un 2-2 che quindi è lo specchio di un campionato, Ettore, molto molto equilibrato. Raffadali lo abbiamo ripreso dove aveva lasciato, quindi nelle zone altissime della classifica, ma che quindi adesso è costretto a sperare che il Canicattì in questa partita rinviata non ottenga bottino pieno, quantomeno per mantenere la vetta della classifica. Da segnalare il terzo posto del Libertas 2010, che continua spedito comunque nel suo obiettivo playoff. Ricordiamo sempre
anche se sembra scontato, ma di fatto non lo è, ai nostri amici da casa, che è sempre valida la regola dei 10 punti di differenza. Chiaro, quindi chiaro. l'Ares Menfi, che oggi è riuscita a tenere un po' viva la speranza playoff, la Nuova Sancis al quinto posto, al momento a 9 punti di distacco dal Canicattì, ma se il Canicattì dovesse vincere allo stato attuale rischierebbe a un punto di rimescolare le carte in tavola. Allora dovremmo avere un collegamento con Canicattì, con Salvatore Guaglione, così capiamo bene anche che cosa è successo, perché so che c'è stata un'acquazzone impressionante nell'Agrigentino, nel Nisseno. Infatti molte partite non si sono disputate, addirittura se si sono giocate in condizioni disastrose, perché i campi, come tutti ben sanno, non sono né in erba, ma soprattutto non sono neanche in erba sintetica, ma sono soltanto di terra, e quando c'è la terra con la pioggia potete immaginare che cosa ne viene fuori. Dovremmo avere in collegamento appunto Salvatore. Pronto Salvatore, mi senti? Pronto? Non ho il collegamento con Salvatore. Non ho il collegamento con Salvatore. Va bene, allora sì, dimmi. In serata verranno anche chiuse le strade in tutta la zona centrale della Sicilia, proprio per colpa del maltempo e della neve. Sono state rinviate anche alcuni appuntamenti con la rappresentativa regionale. Oggi ad esempio c'era la rappresentativa regionale di calcio a 5 a Caltanissetta, è stato annullato l'allenamento perché verranno chiuse le strade. Quindi la zona della Sicilia che è stata out. Esatto, sia la scorsa settimana che questa, perché veramente le condizioni meteorologiche al centro della Sicilia sono state assolutamente devastanti. Va bene, allora tentiamo per l'ultima volta il collegamento con Canicattì, altrimenti lo spostiamo ed eventualmente lo sentiremo poi con calma. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera Salvatore, ci siamo, eccoti. Allora, che cosa è successo a Canicattì? Abbiamo saputo che c'è stata un'acquazzone impressionante. Si era pensato addirittura che all'inizio la partita si potesse svolgere, poi invece l'arbitro giustamente si è reso conto che non era il caso di giocare in un campo impossibile come quello di Canicattì. Sì, Ettore, dici bene, oggi a Canicattì un acquazzone. Le due squadre erano scese anche in campo per fare il riscaldamento, ma poi le condizioni del campo erano pessime, si poteva fare una partita di palla a nuoto, non di calcio. Il di gara, insieme ai due capitani, ha deciso di non far giocare il match. Ho capito. Senti, a Canicattì insomma si è convinti che comunque questo è un campionato da vertice, da vincere, anche se insomma il Raffadali è una brutta gatta da pelare, perché anche loro sono determinati a fare il salto di categoria. Ma a Canicattì c'è l'idea di vincere il campionato, anche perché abbiamo la base per vincerla. Sappiamo che il Raffadali è una squadra fortissima, che lotterà fino alla fine, ma noi venderemo cara la pelle. Bene, il noi cosa intendi? Che tifi per il Canicattì? Devi essere ovvio. Super partners comunque in questo caso, certo. Ci mancherebbe. Va bene, grazie. Allora ci sentiamo prossimamente per conoscere un po' anche l'andamento di qualche altra squadra nella zona dell'Agrigentino. Grazie, grazie Salvatore Guaglione, grazie. Grazie a lei, buona serata. Arrivederci. Allora, passiamo adesso al girone B del campionato di promozione, lo facciamo subito come al solito con Giuliana che ci dà il quadro completo e poi c'è il commento tecnico anche di Alessio Patti. A te. Sì, Ettore. L'iniziativa Acque Dolcese 0-0, Lascari Barcellona Pozzodigotto 0-0, Sinagra Bolognetta 5-0, Monreale Geraci 0-1, Abrolo Nuova Città di Caccamo 2, Futura 1, Cus Palermo Real Finale 3-0, Città di Casteldaccia Sant'Angiolese 1-1, Città di Gangi, Villabate 4-3. Allora, in classifica il Villabate, come tutti ben sanno, con questa sconfitta poteva pensare insomma, di perdere insomma, lo scettro del primo posto. Non è successo per fortuna, perché comunque il distacco con il Cus Palermo era già considerevole. Si è adesso assottigliato, ma continua ad essere sempre la squadra in testa in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Villabate 38, Cus Palermo 36, Sant'Angiolese e Nuova Città di Caccamo 33, Barcellona Pozzodigotto 25, Geraci 24, Futura 22, Real Finale 21, Monreale 20, Sinagra 19, Lascari Acqua Dolcese 18, L'Iniziativa 16,
Città di Casteldaccia 15, Bolognetta 12, Città di Gangi 10. Grazie Giuliana, e allora a questo punto parliamo di questo girone B, perché voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Lo so che non vi appartiene come girone perché è molto palermitano, insomma un po' distante dalla realtà catanese, però sottolineiamo che il CUS Palermo, che l'anno scorso faceva l'eccellenza, quest'anno è ritornato con la stessa intensità di 2 anni prima, con la voglia di ritornare, insomma, a scommettersi anche in un campionato difficile come quello dell'eccellenza. Cosimo. Guarda, guardando la classifica ti posso dire che come in questa promozione il girone B è un girone che è abbastanza equilibrato. Sì. Ho visto che dal basso verso l'alto sono quasi tutti a 2-3 punti. 2-3 punti, è molto stretto. Vuol dire come girone. che è un girone che nel palermitano questi gironi sono stati sempre così. Sempre difficile Sempre vincerli difficile anche. vincerli, ma soprattutto partita dopo partita. Chiaro. Quindi significa che lì ancora ci tengono parecchio. Ci tengono, è come se ci tengono. Sì. La frase appena detta dal nostro Cosimo viene corroborata dal fatto che il Villabate è capolista a +5 sul CUS Palermo, oggi +2 appunto a causa della sconfitta e della contemporanea vittoria dei giallorossoneri. La sconfitta del Villabate è stata nel campo dell'ultima in classifica Città di Gangi, quindi un po' sovvertendo quella che è un po' il cliché dei campionati dilettantistici, dove difficilmente le ultime della classe battono le prime della classe, cosa che più spesso accade nei campionati professionistici. Oggi Città di Gangi ha compiuto un autentico miracolo, un 4-3 pirotecnico. È stata una partita, Ettore, entusiasmante, bellissima. Voglio ricordare anche che tra l'altro la nuova Caccobo neopromossa comunque è sempre nella zona alta della classifica, quindi Sì. da neopromossa con la stessa intensità del campionato precedente. Esatto, tra l'altro agganciando il quarto posto in classifica con la vittoria di oggi e il contemporaneo pareggio della Sant'Angiolese. Quindi il CUS Palermo adesso rilancia notevolmente le proprie possibilità per quanto concerne il primo posto, con una vittoria straordinaria 3-0 sulla Real Finale, che è una squadra ben attrezzata a differenza di ciò che può dire la classifica, e quindi un 3-0 che la dice lunga. Renato Marletta, insomma io quando parlo di CUS Palermo mi rendo conto che è un miracolo quello che fanno in quella realtà, perché hanno una vera e propria struttura universitaria che non dico sovvenziona, ma appoggia anche una squadra. L'anno scorso addirittura l'ha appoggiata anche in eccellenza, hanno una struttura straordinaria. Ma come mai a Catania, il CUS Catania, non ha mai pensato di fare una squadra competitiva anche a livello dilettantistico? Allora, il fascino del calcio palermitano è legato al fatto che è la seconda squadra della città, paradossalmente. Praticamente sì. Perché Villabate sono tutti, diciamo, dell'Interland. Intanto, per tornare al discorso che diceva proprio Patti, il fascino di questi campionati è che ogni partita ha una storia a sé. In Serie A, se la Juve gioca con l'ultima in classifica, si sa che c'è tutto di scontato, no? In questi campionati no, possibilmente perché non si conoscono gli avversari, non si conoscono magari le tecniche. La domenica non possono disporre tutti i calciatori, invece la domenica successiva sì, per cui c'è sempre questo fascino. Riflette tanto anche il concetto di Catania. Chiaro. Noi abbiamo una squadra in Lega Pro, la seconda squadra della città fa la promozione. Fa la promozione. Due sono, no, per l'eccellenza, no? Il Catania San Pio X. Ma il Catania San Pio ufficialmente è Pedara. Vabbè, certo, ufficialmente non è Pedara. Non si può considerare Città di Catania. Sì. Mentre che, ad esempio, Città di Catania, che poi alla fine si fa chiamare Città di Sant'Antonio, che non gli appartiene, adesso è emigrata da Trano. Sì. Mentre la seconda squadra, come qualche anno fa, è l'Atletico Catania che gioca a Ziarisa, così come il Dagate, che è una squadra di quartiere che gioca a Ziarisa. Di promozione. Per cui insomma è un paradosso che da una squadra professionistica la seconda squadra alternativa fa i campionati dilettanti, purtroppo. Allora, parliamo adesso del girone C, perché vedremo anche qualche partita, seconda giornata di ritorno anche per questo girone C, appunto, del campionato di promozione. Lo facciamo insieme a Giuliana. A te Giuliana. Città di San Filippo del Mela, Aci Sant'Antonio 2-0. Città di Messina, Calatabbiano 1-1. San Biagio Gescal 2-0. A Giardini Naxos, Messana 3, Giardini Naxos 1. Real Aci Messina Sud 2-0. Camaro Real Rometta 5-0. Merì Terme Vigliatore 0-1. Riposa Ionica.
Camaro vittorioso con un sonante 5-0, consolida il suo primo posto e credo proprio che questo sarà l'anno per la squadra messinese. Guardiamo la classifica. Camaro 39, Messana 34, Città di Messina 33, Ionica 32, Realaci 27, Terme Vigliatore 26, Calatabbiano e Città di San Filippo del Mela 22, San Biagio 19, Meri 17, Giardini Naxos, Gescal e Real Rometta 14, Messina Sud 13, Aci Sant'Antonio 2. Voglio ricordare anche che il Terme Vigliatore e Giardini Naxos hanno una partita in meno. Adesso in sottofondo le immagini della vittoria e quindi la relativa sconfitta dell'Aci Sant'Antonio a San Filippo del Mera, dove appunto la squadra messinese ha vinto 2-0. Su questo sottofondo sentiamo anche il parere tecnico naturalmente di Alessio Patti su questo girone C del campionato di promozione. Ettore, che dire, il Camaro sta facendo ciò per cui era stato costruito all'inizio dell'anno. Ora ha allungato in classifica, ha guadagnato solamente un punticino in più sulla seconda, ma è orocolato specialmente in questo periodo dell'anno, dove ancora chiaramente mancano tante giornate. La Ionica ha riposato e quindi si è vista scavalcata dal Città di Messina, che con un punto appunto è salita a 32 punti, a 33 punti in classifica, e dal Messana, che ha effettuato un controsorpasso e si è presa la seconda piazza. Io sono curioso ora di vedere la forza del Camaro nelle prossime giornate. È una squadra, come già detto, costruita per vincere, ma adesso si avvicina il periodo cruciale. È chiaro, Ettore, che se tutto va come deve andare, questa squadra l'anno prossimo disputerà il campionato di eccellenza. Penso proprio di sì. Dopo tanto tempo e tante vicissitudini che l'hanno portata poi a ritornare in prima categoria, però gli scontri diretti saranno molto più indicativi che in altri gironi, perché c'è veramente tanto equilibrio, specialmente nel messinese, dove appunto la città di Messina è una città particolare per quanto riguarda il clima in questi scontri. Certo, sottolineiamo che sia il Camaro che il Messana sono veramente nelle zone altissime di questa classifica. Il Camaro, abbiamo detto, con 39 punti, il Messana con 34, e saranno proprio queste due le partite che tra poco andremo a vedere, perché prima voglio salutare e congedare naturalmente Renato Marletta, a cui dico: Camaro, quartiere di Messina, in lotta per vincere il campionato. Chissà mai se giustamente riusciremo anche noi nella zona del Catanese ad avere una squadra che ha l'obiettivo di diventare sempre più importante e quindi conquistare promozioni su promozioni. Ma credo che l'Atletico dalle nostre parti ha tutte le carte in regola per tornare ai fasti di un tempo, sotto la guida di Proto. Certo. Anche se adesso so che vorrebbe andare ad Agrigento dopo la chiusura è l'oggetto del desiderio, e quando un dirigente decide di acquisire una società, non acquistare, acquistare una società, è l'oggetto del desiderio di tutti. Di tutti. Si è parlato di tutte le squadre professionistiche dell'Interland siciliano, probabilmente lui non ti sposterà dall'Atletico Catania. Anche io sono di quest'idea, conosco bene il presidente. Il girone parla messinese, ampiamente, insomma, certo. E credo che il Camaro abbia le carte in regola. Dispiace un attimino per l'Aci Sant'Antonio, infatti, relegata anche se devo dire che stava onorando il campionato, ha cambiato società, adesso credo che i dirigenti puntano sicuramente, diciamo, ad onorare il campionato fino alla fine, anche questa è una cosa positiva, a prescindere dal risultato finale. La formazione sta facendo giocare tutti i titolari rimasti, per cui diciamo un in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono fare calcio in maniera seria. Allora, per chiudere vogliamo ricordare il torneo di Sant'Agata, dove noi insomma l'anno scorso di penalty abbiamo fatto anche un po' di promozione. Per non farci mancare nulla, siamo stati invitati per l'ennesima edizione del Trofeo Sant'Agata, che vede al nastro di partenza i magistrati, i vigili urbani, la squadra del penitenziario di San Pietro Clarenza e una rappresentativa dell'AEC, per cui tutti sono invitati il giorno 26 al campo Velletri di Picanello a questo torneo, che vedrà una partita alle 14:30, un'altra alle 16:30, e poi la finale si terrà giorno 2, che comunque è tutto a scopo di beneficenza. Sottolineiamola questa cosa. Sottolineiamo che è una cosa, diciamo, che contribuisce alla festa di Sant'Agata nel suo percorso, diciamo, itinerante, proprio perché
c'è il sano agonismo, ma c'è il puro divertimento, lo spirito goliardico, anche perché è gente che non si allena. Insomma, è vero, tutto, è vero. Per è cui vero. insomma appuntamento per tutti al campo di Velleta. Grazie Renato, grazie per a essere voi, stato come anche sempre. per questa occasione al debutto della nuova stagione di penalty. Chiaramente ci vedremo perché insomma il salotto di penalty per te, come tu ben sai, è sempre aperto. Grazie della disponibilità. Grazie a Renato Marletta. E adesso, dato che abbiamo parlato di squadre importanti come ad esempio appunto il Messana e il Camaro, iniziamo a vederci la vittoria fuori casa del Messana proprio a Giardini Naxos per 3-1. Ospiti privi del proprio bomber Paolo Cannuni, sarà a sostituirlo Rossano, reduce da 3 realizzazioni nelle ultime 2 uscite. Dirige l'incontro il signor Campisi Siracusa, sui assistenti Chilledi Messina e Caruso di Barcellona Pozzo di Gotto. Qui si stringono la mano a centrocampo i 2 capitano, Fabio e Buda da un lato e Peppe Straguzzi per i Giardini dall'altro. Qui Buda mette subito giù, solida finta, se ne va sull'esterno, mette col mancino, trova un compagno tutto solo in area. Murato, Cardia. È stato interessante il suo inserimento centrale, qui prova però a rispondere i Giardini, la palla dentro. Clamorosa occasione per Barrica. Calcio di punizione, Gentilesca passa sul pallone, va Cardia, non tocca nessuno. Messana che va in vantaggio, che dall'altro lato prova a rispondere con questo calcio di punizione di Barrica, si avvita Ardizzone, Arrigo vola all'incrocio dei pali e leva da sotto il 7 il gol del possibile pareggio, si fa pure male, si scalda Cocco Imbese, voglioso di tornare in campo dopo il glorioso esordio in quel di Calata Piano, prima ed ultima partita per lui. Infortunio per la spalla, poi per lui, intanto anche urlano a rigore i ragazzi squalificati della Messana, ma arriverà subito dopo il gol del raddoppio. Buda mette dentro per Cardia, l'asse vincente ancora una volta, firma il gol del 2-0, prima sostituzione per mister Luca. Messana che torna in campo, gioca questo primo pallone con Gazzetta, palla dietro, spizzicata splendidamente per Rossano che colpisce un palo clamoroso mentre comincia a piovere copiosamente al campo comunale dei Giardini. Qui palla dentro ancora per Rossano che prova a saltare il portiere avversario, ci riesce, ammonito asciutto dal dischetto, va Buda che non sbaglia e mette in ghiaccio la partita, fa 3-0. 10° gol stagionale per lui. Ci prova i Giardini qui però con Straguzzi e mette dentro per Ardizzone, batte Imbesi e accorcia le distanze. Il centravanti della formazione ionica. Finisce così Messana che espugna il campo comunale di Giardini, supera il Città di Messina e si posiziona seconda in classifica a -5 dalla capolista Camaro. E inizia adesso la 17ª giornata Camaro Real Rometta. Mondello sul secondo palo, Morabito, 1-0 del Camaro al 5° minuto. Il Camaro va in vantaggio con il colpo di testa del difensore centrale su invito praticamente perfetto di Alberto Mondello. Cambia subito il parziale. Camaro 1, Rometta 0. C'è Paludetti, aziona Mondello, è in aria, la mette in mezzo, il tocco, forse l'ultimo tocco è di un difensore. Abbracciano Munafo, dovrebbe essere forse il suo l'ultimo tocco, o lui o Boemi. Verso Princi, Brigandieri in posizione regolare, le finte di Brigandieri, entra sul sinistro, poi cade giù e c'è l'ammonizione per simulazione ai danni del numero 9 del Camaro che cade in contrasto con Maisano. Visconti centralmente verso Brigandì, la palla sul sinistro deviata in corner da Boemi, bellissima azione nero-verde quando entriamo nel terzo di recupero e l'arbitro non fa battere il calcio d'angolo e si comincia adesso il secondo tempo tra Camaro e Real Rometta. Una foga la palla sul destro, serve Paludetti che si libera di un avversario, prova il tiro e colpisce l'incrocio con la palla che schizza fuori
grande chance per il Camaro. C'è Visconti al limite, il tiro, la parata di Benicasvili e il tap-in di Brigandi. Il gol del 3-0 al 9° minuto della ripresa, cambia il parziale. Camaro 3, Real Rometta 0. Il tris lo firma quindi Roberto Brigandi verso Princi, che salta un avversario, entra in area, 1 contro 1, la palla sul destro, il tiro, il palo, finalmente per Arena che può tirare il tiro, e il 4-0 di Arena al 32esimo, il primo gol con la maglia del Camaro dell'ultimo arrivato in casa nero-verde. Al 32esimo chiude il poker Arena con il numero 14. Prova il tiro Visconti con i pugni e poi Mondello al 44esimo, l'alieno tra gli alieni, il 5-0 come l'ha definito Messina nel pallone, l'esultanza di Mondello, trascinatore dei neroverdi in questa fase. 11 gol anche per lui come per Brigandi. Cappello finta che rientra sul sinistro, taccato da Maisano, poi cerca di servire Palusetti che con il destro tira centrale. L'arbitro non fa più giocare, termina 5-0, il Camaro torna alla vittoria nella prima gara casalinga. Devo a questo punto invece salutare intanto il nostro ospite che ci è venuto a trovare, Antonio Costa, mister Antonio Costa. Ciao Antonio, come stai? Bene, buonasera a tutti. Tutta San Gregorio di Catania, terza stagione, venita da 2 promozioni di seguito, quindi il miracolo che un paio di anni fa insomma, sembrava utopia poi si è dimostrato vero. Insomma, Cammarata insieme a voi ha realizzato veramente un sogno per tutti. Sì, ci eravamo ripromessi di andare in prima in 3 anni, siamo riusciti, ora quest'anno siamo una neopromossa, stiamo cercando un pochettino di conoscere meglio il torneo. Vabbè, penso che comunque la salvezza, quantomeno, dovrebbe arrivare senza nessun problema. Lo so che tu sei un tipo molto ottimistico. No, non credo ci siano problemi alla salvezza. Non ci dovrebbe essere problemi, però sappiamo sempre però che il campionato è sempre molto difficile, no? Allora Alessio, a questo punto sul Messana, insomma, bisogna fare una bella idea. Sì, assolutamente Ettore, è una squadra ben quadrata in campo che ha man mano fatto vedere un climax ascendente nel proprio gioco durante questo inizio di stagione, e ora si trova a lottare per i piani alti della classifica. È chiaro che, ripeto, la continuità sarà importantissima, ma ovviamente è una squadra che può tranquillamente fare bene e insidiare il Camaro fino alla fine. Chiudiamo il campionato di promozione, anche in questa occasione devo dire che il girone prossimo è veramente molto interessante, agguerrito. Tra poco sentiremo anche i nostri ospiti che diranno la loro, però prima conosciamo i risultati di questa seconda giornata, di questa domenica, ne parliamo giustamente con Giuliana. A Marina di Ragusa, Atletico Catania 2, Marina di Ragusa 0. Adrano Calcio Vittoria 0-3 a tavolino. Real Siracusa Belvedere, Città di Mascalucia 2-1. Ad Augusta, Città di Ragusa Megara 2-1. A Santa Croce Camerina, Real Città di Paternò, Santa Croce 4-0. D'Agata, Rinascita Netina 0-0. Aquile Calatine, Sporting Eubea 2-0. Città di Catania, Sporting Trecastagni 1-1. Praticamente vincono tutte e 3 le squadre che sono nella zona alta di questa classifica. Il Marina di Ragusa insomma, perde in casa con l'Atletico Catania, ma soprattutto è importantissima la vittoria fuori casa sia del Ragusa che del Paternò. Guardiamo la classifica al completo. Città di Ragusa 41, Real Città di Paternò 40, Atletico Catania 36, Santa Croce 30. Sporting Eubea e Calcio Vittoria 28, Marina di Ragusa 27,
Sporting Trecastagni e Real Siracusa Belvedere 26, Aquile Calatine 20, D'Agata 18, Megara Augusta 16, Città di Catania 12, Rinascita Netina 9, Città di Mascalucia 7, Adrano escluso. Allora, a questo punto diamo un quadro tecnico, Alessio, su questo girone del campionato di promozione. Allora, Ettore, vittorie importantissime di Città di Ragusa e di Atletico Catania che si impongono fuori casa contro le rispettive avversarie. Partite che sono state giocate con un orecchio a Santa Croce Camerina, dove si giocava il big match Santa Croce Real Città Abbiamo di anche Paternò. il servizio che tra poco vedremo. Una partita, lo vedremo, senza storia, Ettore. Il Real Città di Paternò batte e asfalta il Santa Croce anche sul piano del gioco, 4-0 che lascia ben poche discussioni, e Real Città di Paternò che dà un chiarissimo segnale al campionato. Ovviamente treno ormai perduto per il primo posto per il Santa Croce, che si trova a 11 lunghezze di distacco dalla vetta e che deve stare attento a non distaccarsi troppo poi dai piani alti della classifica e non mettere a repentaglio la semifinale playoff. Ultima postilla, perché diamo addio oggi all'Adrano, che dopo la quarta rinuncia non farà più parte di questo campionato. Viene escluso dal campionato. Allora, prima di sentire il parere dei nostri ospiti, guardiamoci il servizio che viene da Santa Croce, dove appunto il Real Città di Paternò ha asfaltato, come ha detto bene il nostro Alessio, la squadra ragusana. Il Santa Croce perde malamente in casa 4-0 contro la vice capolista Paternò, e il Paternò che si rilancia alle spalle del Ragusa, che è anch'esso vincente contro il Città di Augusta. Siamo qui con il vicepresidente di Perna. Questo Paternò ha confermato anche in un campo difficile come quello di Santa Croce la loro la forza e, diciamo, la voglia del primato. Sì, diciamo che oggi era una trasferta abbastanza delicata, perché è un'ottima squadra il Santa Croce. Abbiamo vinto, magari il punteggio, diciamo, è un po' largo, diciamo. Meritavamo forse, ma non così con questo punteggio. La squadra, stiamo noi facendo il nostro meglio per poter cercare a questo punto di vincere il campionato, speriamo di farcela. Un punto sul Città di Ragusa, un testa a testa che durerà fino alla fine del campionato. Eh sì, penso che a questo punto penso proprio di sì, che sarà un testa a testa, perché noi non molleremo sicuro. Loro, la gente della squadra la sappiamo, è una bella squadra, un'ottima squadra. Comunque speriamo che alla fine vinca il migliore. E alla fine saranno solo Paternò e Ragusa a giocarsi il primato, o prevede che ci sia, diciamo, una corsa a tre? Ma questo io mi auguro che siamo in due, ma comunque ancora non è chiuso. C'è l'Atletico Catania che ancora dirà sicuramente la sua, e qualche altra squadra penso che ci sarà. Comunque speriamo di arrivare noi insieme a Ragusa a questo punto. Eccoci di nuovo in studio, quindi importante vittoria del Real Città di Paternò, che secondo me è veramente una squadra molto attrezzata per il salto di categoria, senza nulla togliere anche alla squadra di Ragusa, che con i suoi 41 punti in questo momento guida la classifica. Insomma, un girone molto ingarbugliato. Adesso sentiamo anche il parere dei nostri ospiti, perché dentro all'accoppiata appunto Real Città di Paternò e soprattutto Città di Ragusa c'è anche l'Atletico Catania con 36. Allora, che cosa dobbiamo dire di questo girone, Cosimo? C'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché tre squadre che potenzialmente vogliono l'eccellenza. Ma ti posso dire che io seguo molto l'Atletico Catania, anche perché sono cresciuto lì. Guarda caso, siamo cresciuti lì. E quindi li seguo molto, anche perché mi ha fatto molto piacere che è rientrato anche il presidente Franco Proto. Certo. Che lui questa maglia c'era proprio dentro. Al di là di questo, mi faceva piacere all'inizio che erano in testa alla classifica. Ora nelle ultime settimane un po' stanno perdendo qualche colpo, quindi
anche se spero che si agganceranno di nuovo nella vetta là sopra. Certo. Anche perché c'è Però da sarà dire che dura, il Paterno nel mercato di dicembre ha preso un attaccante che secondo Carbonaro. me gli serviva per fare il salto di qualità. Un attaccante serve sempre, no Antonio, per poter poi alla fine insomma, fare il salto di qualità, soprattutto un campione come Carbonaro, che i suoi gol insomma, sono sempre stati importanti in qualsiasi categoria dove abbia giocato. Io credo che comunque non dobbiamo sottovalutare neanche la squadra di Ragusa. No, secondo me il Paternò con Carbonaro ha coperto quelli che erano un po' i limiti in quell'anno. Secondo me arriverà fino alla fine della stagione da protagonista. L'Atletico farà questo torneo secondo me con una situazione di playoff, ma comunque fino alla fine lo vedremo protagonista. Quindi Paternò senza dubbio. Dando un pronostico, voglio sapere una squadra per te. Paternò su tutti, quindi anche se attualmente al secondo posto, la squadra che sulla carta tu consideri in questo la momento potenziale sì, vincitrice. perché vedo abbastanza convinta anche l'ambiente, la società, soprattutto con gli innesti fatti proprio in questa Senti, per chiudere su questo girone, Adrano quarta sconfitta a tavolino, quindi esclusione dal campionato che è un po' falsato perché adesso praticamente ufficialmente non è stato escluso, ma tutte le altre le avranno i 3 punti. No, dispiace la realtà di Adrano soprattutto, che succeda questo in un contesto sicuramente che ha dato moltissimo e, insomma, questa dobbiamo ritenere una sconfitta soprattutto per il calcio dilettantistico nostro. Peccato veramente, perché insomma l'Adrano ci aveva sempre regalato straordinarie stagioni anche in categorie più importanti rispetto a questa promozione. Dobbiamo a questo punto passare alla prima categoria e vedo che Giuliana è già pronta. Allora, lettura del campionato di prima categoria, così poi cominceremo a parlare anche di voi. Peccato che siete in prima categoria, insomma Antonio lo conosco, allenatore secondo me che con la prima categoria non c'entra nulla, stesso discorso per Cosimo, ma questo l'avevo già detto. Purtroppo sono categorie che bisogna comunque insomma disputare, fare pazienza. Allora, girone A del campionato di prima categoria, perché ricordiamo una cosa importante, i gironi di prima categoria sono 8, chiaramente non ci sono i tempi tecnici per insomma presentarli tutti e 8 ogni domenica, quindi qui a penalty tratteremo solo 4 di 8 gironi, tratteremo il girone A, il girone D, il girone E ed il girone G. Appunto proprio del girone A parliamo con i risultati insieme a Giuliana. Altofonte Balestrate rinviata. Nuova Sportiva del Golfo, Città di Cinisi in corso. Fulgatore Città di Giuliana 4-1. Calcio Ribera 1954, Don Bosco Partinico Bortra rinviata. Empedoclina Libertas Marsala 3-0. Strasatti Real Unione 0-5. A Carini Sciacca 1, Città di Carini 0. Vittoria importantissima del Fulgatore, che con questa vittoria è ancora sempre più in testa in questa classifica di prima categoria girone A. Commento tecnico naturalmente affidato ad Alessio, però prima guardiamo un attimo la classifica insieme a Giuliana. Fulgatore 38, Nuova Sportiva del Golfo 37, Altofonte 33, Sciacca 32, Calcio Ribera 1954 23, Balestrate 19, Città di Cinisi e Città di Carini 17, Don Bosco Partinico Bortra ed Empedoclina 16, Real Unione 13, Libertas Marsala 11, Strasatti 10, Città di Giuliana 9. Bene, commento tecnico di Alessio. Ettore, chiedo scusa, ti ho un lapsus freudiano. Non ho particolari appunti da fare sulla classifica perché la Nuova Sportiva del Golfo, che è stata sorpassata in classifica dal Fulgatore e sta giocando in questo momento, quindi avremo il risultato al termine della gara, mentre l'Altofonte, terza in classifica, non ha disputato la propria gara. Il Fulgatore ha fatto semplicemente il proprio dovere, è salito a quota 38 punti con un 4-1 più eloquente che mai, quindi è in attesa chiaramente degli altri risultati. Da segnalare l'importantissima vittoria in coda dell'Empedoclina nello scontro diretto contro la Libertas Marsala.
Bene, e allora andiamo subito velocissimamente al girone D, anche in questa domenica qualche risultato a sorpresa, guardiamo il tabellino insieme a Giuliana. Sant'Alessio Atletico Messina 1-0, Città di Villafranca Real Aci 0-0, F24 Atletico Fiumefreddo 0-1, Pompei Piedimonte Etneo rinviata, Russo Sebastiano Robur 1-1, Atletico Francavilla Sporting Club Messina 0-1, Paternese Valdinisi Calcio 3-0. Ecco, sottolineiamo che anche in questo girone ci sono parecchie squadre che debbono recuperare qualche partita. Come tutti ben sanno, la scorsa settimana non si sono giocate veramente tantissime partite. La classifica la leggiamo lo stesso e poi abbiamo il commento di Alessio. Atletico Fiumefreddo 34, Paternese 31, Real Aci 30, Piedimonte Etneo e Robur 24, Valdinisi Calcio 23, Russo Sebastiano 20, Atletico Messina e Sporting Club Messina 19, F24 Messina 18, Pompei 13, Sant'Alessio 11, Città di Villafranca 8, Atletico Francavilla 3. Allora, in classifica l'Atletico Fiumefreddo in testa. Alessio, io credo che comunque questa sia una squadra molto attrezzata per la prima categoria. Assolutamente, Ettore, staccare il secondo posto di tre lunghezze dà un vantaggio anche un po' psicologico ad una squadra che già sta bene fisicamente ed è costruita per vincere. Oggi un 1-0, Ettore, che la dice lunga sulla forza anche mentale di questa squadra, che è andata a ottenere i 3 punti in un campo molto particolare quale quello dell'F24, una squadra molto rognosa, ben quadrata, soprattutto in fase difensiva, e vincere 1-0 in un campo del genere non è semplice, perché chiaramente mantenere fino alla fine un risultato del genere comporta grande carattere e grande forza. Paternese che fa il suo dovere, vince 3-0 e si prende il secondo posto in classifica, squadra che esce un po' con le ossa rotte da questa giornata, e il Real Aci che con lo 0-0 odierno ha perso chiaramente terreno nei confronti del primo posto. Allora, voglio proprio parlare del Real Aci, perché insomma è una squadra dove tuo fratello addirittura è anche il direttore sportivo. Questa è la Libertas Siciliana, perché Real Aci in promozione. Ah, ho capito, quindi abbiamo diversificato, giustamente. Vabbè, però rimane sempre una realtà acese a tutti gli effetti. Ma Real Aci che con questo pareggio effettivamente rischia giustamente di allontanarsi un po' troppo dalla vetta, dove il Fiumefreddo credo che sia la più attrezzata. No, io li ho incontrati in amichevole entrambe le squadre, quindi il Fiumefreddo è molto più attrezzato. La Libertas Siciliana secondo me ha qualche cosa, ma non per il primato. Non per il primato. Quindi vedi comunque un distacco, quindi la Paternese potrebbe insomma sfruttare questo, questo momento. Invece con Cosimo parliamo di questa realtà di Fiumefreddo, no? Perché Fiumefreddo negli anni ha sempre attrezzato insomma squadre di una certa caratura. Non pensi che ancora una volta sia l'ennesimo fuoco di paglia, nel senso ci si organizza per arrivare in categorie superiori e poi non riuscire a mantenerle? Ma questa è l'idea, diciamo, penso, della società, no? Perché se uno ha in mente a dicembre di fare determinati acquisti vuol dire che tu hai... speri di vincerlo questo torneo, ma soprattutto di pensare già l'anno prossimo. Ecco, bravo. È facile, sì, va bene, prendiamo questo, quell'altro. Però poi dopo prossimo, bisogna mantenerle. Infatti dicevo ai miei compagni, questo il difficile non è raggiungerlo, quell'obiettivo. Quindi... È vero. Antonio, ma il Fiumefreddo effettivamente ci aveva regalato stagioni bellissime, poi scomparso del nulla. La Fiumefreddese. La Fiumefreddese, diciamo Fiumefreddo realtà, diciamo una del realtà paese. Comunque importante. Dico che quest'anno sono dei calciatori che ho avuto il piacere anche di guidare, sono secondo me molto bravi, quindi possono proseguire anche con campionato di promozione. Benissimo, con questa squadra. Speriamo bene. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e guarda caso parleremo di 2 gironi molto vicini ai nostri ospiti. Tra poco qui su Gold 78 con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.
Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. No au racisme. No al racismo. No to racism. Velocissimamente subito gli ultimi due gironi che trattiamo di prima categoria qui all'interno di Penalty, parliamo del girone E, subito i risultati con Giuliana. Erg Aci San Filippo 3-0, Aci Catena Floridia 2-0, ad Aci Bonaccorsi Lineri Mister Bianco 3, Aci Bonaccorsi 0, a Militello San Leone 3, Militello Val di Catania 1, Sporting Augusta Scordia 6-1, Real Picanello Sporting Priolo 2-0, Mario Rapisardi tutta San Gregorio di Catania 2-6. Che vittoria sonante, Antonio, per fortuna insomma 3 punti che risollevano un po' tutto, non che andasse male, però insomma quando tu vinci fuori casa e vinci bene per 6-2 la squadra poi probabilmente lavorerà meglio questa settimana, no? Ma diciamo che abbiamo intrapreso già un percorso diverso rispetto a quello dell'andata, quindi la squadra ha già più, come dire, crede più nelle proprie forze e sicuramente non era questa partita che ci faceva paura, anzi direi che abbiamo fatto quello che era giusto fare dal punto di vista secondo me delle nostre forze, perché riteniamo che non è quella la posizione che dobbiamo occupare. Ottimismo, complimenti, complimenti. Allora, guardiamo la classifica insieme a Giuliana e poi il commento tecnico veloce di Alessio. Sporting Augusta 36, Erg 33. Attenzione, Floridia... abbiamo sbagliato classifica, dobbiamo mandare in onda la classifica del girone E, cortesemente, se no eventualmente la mandiamo in onda la prossima volta. Nel frattempo sentiamo il commento tecnico allora di Alessio. Ettore, come è altisonante e roboante la vittoria dello Sporting Catania, lo è quella dello Sporting, del tutta San Gregorio di Catania, lo è anche quella dello Sporting Augusta, che vince per 6-1 tra le mura amiche, passatemi un po' questo termine, e conquista, mantiene la vetta della classifica. Vince anche l'Erg, perde l'Erg vince l'Erg contro l'Aci San Filippo e insomma questa classifica, Ettore, cortissima, dà l'impressione di poter cambiare da una settimana all'altra, perché gli equilibri sono davvero molto sottili, anche perché chi è in basso è attrezzato per poter insidiare le grandi. Ho capito. Comunque, anche se non abbiamo la schermata, leggiamo lo stesso la classifica insieme a Giuliana. Eccola qua, forse la classifica. No, questo è l'altro girone. Facciamo una cosa, stoppiamo, la leggiamo direttamente a voce. Giuliana, ci leggi la classifica cortesemente del girone E? Grazie. Sì, Sporting Augusta 36, Erg 33, Floridia 32, Aci Catena 29, Sporting Priolo e San Leone 25, Lineri Mister Bianco 23, Aci San Filippo 16, tutta San Gregorio di Catania e Real Picanello 15, Scordia 13, Militello Val di Catania 12, Mario Rapisardi 4. Ecco, la nostra regia che oggi è al debutto, quindi voglio dire, può anche succedere. Complimenti al nostro regista, ci ha già mandato la schermata di questa classifica. E passiamo adesso al girone che
che ritengo assolutamente importante, perché ci sono tantissime squadre, sarà veramente una battaglia sino all'ultima domenica. Parliamo del girone G, diamo subito lettura dei risultati insieme a Giuliana. Oggi seconda giornata di ritorno e qui Cosimo è contento perché sono andati in casa della prima in classifica a vincere. Risultati: Leonfortese Barrese 4-1, Agira Branciforti 3-0, Maletto Catena Nuovese 3-0, a Piazza Armerina Ciclope Bronte 2, Armerina 3, Randazzo Città di Nicosia 2-4, Mister Bianco Motta Sant'Anastasia 1-2, Enna Reale Adrano 1-1. Un terzetto in vetta, anche se qualcuno ha già qualche partita in più. Mister Bianco, Ciclope Bronte e Motta Sant'Anastasia. Guardiamo la classifica e poi insomma avremo modo anche di parlare con i nostri ospiti. Mister Bianco, Ciclope Bronte, Motta Sant'Anastasia 31, Armerina 30, Enna 26, Maletto 22, Agira 20, Barrese e Reale Adrano 17, Branciforti 16, Leonforte 13, Città di Nicosia 11, Catena Nuovese 10, Randazzo 7. Alessio, come andrà a finire? Siamo soltanto alla seconda giornata di ritorno, però già insomma stiamo capendo che questo è un girone difficilissimo per tutte le squadre. Non sai che occhiata, mentre mi rivolgevi la parola, mi arrivava da Cosimo, che sembrava dovesse dire Motta. Adesso ce lo dirà. Ettore, oggi è stata una giornata allucinante, perché le prime 4 della classe si incontravano tra loro. Sì. Il Ciclope Bronte ha perso in quel di Piazza Armerina, quindi Armerina che si è portato a -1 dal terzetto, che prima era una coppia formata da Ciclope Bronte e Mister Bianco. Oggi il Motta Sant'Anastasia si prende la vetta della classifica con una vittoria esterna straordinaria che Cosimo stesso potrà raccontarci. Allora, ci racconti com'è andata, perché effettivamente andare a vincere a Mister Bianco è molto difficile, ci siete riusciti alla grande, complimenti. Sì, grazie, ma soprattutto di giro ai miei compagni, complimenti. Al Da di là capitano, di questo, giustamente. Al di là di questo è stata una partita molto difficile, anche perché loro hanno sempre giocato nel campo in erba. Sì. Quindi secondo me al Torruccio Piana i valori tecnici di ogni giocatore secondo me si perdono un po', ma al di là di questo quello che serve in queste categorie, la cattiveria, l'agonismo, la voglia di vincere secondo me ha prevalso, anche perché c'è da dire che noi al 35esimo del primo tempo siamo rimasti anche in 10 uomini. E quindi qui faccio i doppi complimenti ai miei compagni, perché abbiamo capito l'importanza della partita e diciamo che da squadra ci siamo aiutati l'uno l'altro. Avete fatto soltanto un primo passo, perché ancora, voglio dire, il cammino è lungo e anche gli avversari sono arcigni, Armerina, Bronte. Qui Antonio me lo può confermare, soprattutto Bronte e Armerina sono due squadre insomma arcigne, dure, decise, che non mollano, che sono quasi proprio adatte per queste categorie. Ma l'Armerina soprattutto, quella mi ha sorpreso un pochettino in maniera positiva. Continuo a dire che Mister Bianco comunque secondo me non avrà problemi nella vittoria, quindi pronostici. Bravi ragazzi del Monte che sono Certo, veramente eccezionali, ma sicuramente sarà una battaglia. Loro hanno qualcosa in più anche dal punto di vista, dice bene, quando si è abituato a giocare in erba effettivamente un po' di difficoltà c'è, anche qualche giocatore un po'. Allora, c'è da dire anche che loro è da un mese che sono fermi. Certo, ma questo un po' tutti, il fatto che questa pausa così lunga non è certamente ideale per questo calcio dilettantistico, perché non è che poi sono atleti che mantengono una forma e un'alimentazione ideale anche quel mese, anzi ci si scatena perché c'è Natale e Capodanno, quindi poi dopo quando c'è il ritorno in campo le difficoltà sono considerevoli. Allora, noi dobbiamo essere molto puntuali perché poi insomma va via il collegamento con Palermo. Velocissimamente un'altra battuta su tutto San Gregorio di Catania, convinti e determinati per un progetto che comunque continua. Sì, noi comunque domenica incontriamo la prima in classifica, quindi non faremo regalo a nessuno, ma bravi, a parte questo, bravi. Il progetto continua perché noi vogliamo continuare, abbiamo portato la squadra a San Gregorio perché lì il calcio
purtroppo... Beh, intanto avete anche un campo, sì, cosa esatto. che prima non c'era. Sì, quando uno va poi a giocare negli altri campi... Non è da poco, ma infatti. sicuramente andare nel giro di 3 anni noi... quello che è la prospettiva, quella di andare comunque... Settore giovanile? Ce l'abbiamo, stiamo facendo bene. Gli juniores e soprattutto l'avvio delle scuole calcio, e quindi con personale comunque abbastanza in campo. Bravo Antonio, ma bravo anche insomma tutto il gruppo dirigenziale, con in testa naturalmente anche Claudio Cammarata, che salutiamo. Grazie ad Antonio, Grazie a voi. Antonio Costa. Battuta finale anche per voi: sognare è lecito, perché a questo punto non vi potete più nascondere, diciamolo pure. Il bello è questo, ora siamo là sopra, quindi se vogliamo puntare sempre più in alto dobbiamo rimanerci. Certo, ci mancherebbe. Partita dopo partita, anzi ci tengo a precisare una cosa. Sì? Questo è dalla parte della società del Oh, FC bene, Motta bene, per grazie. tutto, anche perché ci siamo sentiti noi sabato mattina e sì, vi ho diciamo portato che, fortuna. Ci Grazie. ha portato bene. La conserverò sia la sciarpa che conserverò bene anche il cappelletto, perché tante società me li regalano e io li conservo con tanto piacere. Grazie a Cosimo Grazie a voi Montalto, e chissà, magari ci si rivedrà presto anche per categorie più importanti. Grazie anche ad Antonio Costa. Mi vorrei avvicinare da quella parte perché vi vedo molto tranquilli, sereni, rilassati. È andata questa prima puntata, siete contenti? Sì, io personalmente sono molto contenta, Ettore, davvero contenta. È stata una bella esperienza e l'inizio, sì, accomodale qui, è un bell'inizio, un bel rientro nel mondo del calcio, dal mondo della radio mi hai fatto spostare al mondo della TV ed è sempre un piacere essere al tuo fianco. Siamo contenti, grazie per essere stata con noi. Grazie. Salutiamo anche Alessio, che rivedremo la prossima settimana. Ciao Ettore, e saluto tutti i nostri amici da casa, con la speranza di vedervi sempre più, di sapervi sempre più numerosi dietro il teleschermo. Perfetto, allora noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento naturalmente la prossima settimana, puntuali sul canale 78 del Digitale Terrestre, sul canale di Gold 78, per una nuova avventura targata Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.